E si parte con la posta di Mirella, iniziamo a leggere le letterine di Natale, fra poco viene Pasqua, leggiamo ancora le lettere, ma va bene così. Vi ringrazio per l'aiuto datomi, vi auguro un buon Natale e felice anno nuovo, Claudio. Sotto i ringraziamenti, qualcuno dice può dare scrivere anche qualcosa altro, nel senso che come chi si trova, ma loro ringraziano. Con gratitudine ringrazio e auguro buone feste. Alla grande Mirella auguro tanto affetto e buona vita per tutto quello che fa per noi tutti. Grazie e buone feste. Ne diciamo un altro perché sono talmente poveretti questi ringraziamenti che fanno no piacere di più. Buon Natale a tutti. Ecco qua anche stamattina, per rispetto anche di quelli che scrivono, che ringraziano, perché vedete, si parlava prima col mio ospite che presento, che è Giorgio Bughetto, Associazione Nazionale Mutilati in Guerra, ma non solo, invalidi, ma non solo, anche il Doge che noi ricordiamo. E saluto anche Roberto Mugnai, vicepresidente nazionale dirigenti scuola. Buongiorno prof, grazie anche a lei di essere qui. Buongiorno a tutti. Allora, si parlava proprio prima con quello che potrebbe essere anche un nuovo inizio nel 2026 con la parola integrazione, gentilezza, educazione, rispetto e soprattutto con la parola che dice e ha detto Papa Francesco, che noi abbiamo visto e sentito col musical Mercy, misericordia. Allora vi racconto un fatto. Io ieri, come tutte le domeniche, ho cercato di aiutare le persone in difficoltà e ho chiamato un don, non dico dove. Ho detto guardi, io avrei letti, materassi, coperte, visto che ci sono queste persone al freddo che muoiono veramente, sembra che arrivi ancora tanto freddo, e la risposta è stata non ho posto. Al momento non posso, no, i letti sono troppo ingombranti, basta mettere un materasso per terra e dormono per terra. Ma non vanno bene neanche i materassi perché al momento non riesco ad accettarli. Allora voi capite che io dall'altra parte dico ma cos'è sta storia? C'è una parrocchia che non ha un angolo per mettere in attesa che si sviluppi. C'è qualcosa che non torna. Nel senso che anche ieri vedevo tantissima gente a degli avvenimenti, uno in particolare molto importante, perché sembra che qualcuno voglia far staccare la spina a quelli che sono veramente i reali problemi che hanno le persone, che non arrivano a fine mese, che hanno tanti veramente guai anche di salute, la scuola, questi ragazzi che alzano sempre più l'asticella, ne parleremo col professor Mugnai e Roberto. Allora io dico, c'è come la volontà di dire non guardate dalla parte dove ci sono le fragilità, le criticità, ma guardate dove va tutto bene, dove ci sono soldi a iosa, una roba allucinante. Questo è quello che dovete vedere. Tanto vi diamo tutto gratis, non è vero, perché paghiamo tutto, anche questi avvenimenti. Sì. Allora capite che c'è qualcosa che non torna. E vi dico io cos'è. Che degli ultimi, quelli che hanno problemi, che devono veramente cercare in tutte le maniere di respirare, non gliene frega proprio a nessuno. Anzi, chi sta bene, ma cosa vuoi che me ne freghi di te con 7, 8, 15, 20 mila euro al mese? Sì, lo so il tuo problema, ma arrangiati. Cosa posso fare io? Io non ho i fondi per te, la burocrazia mi impedisce. Però dove vogliono fanno tutto e i soldi ce ne sono tantissimi. Allora partirei proprio dal vicepresidente nazionale dirigenti scuola Roberto Mugnai. Cosa ne pensa anche questa scuola in grande affanno, questi ragazzini che più ne fanno e più premiati sono perché hanno una visibilità, sono diventati dei sceriffi delle città, ma chi se ne frega, dei prof, dei sindaci, di tutto quello che mi circonda che dovrei avere rispetto. Ecco, cosa ci dice professor Mugnai? Beh, lei un po' ha posto alcune riflessioni che naturalmente valgono anche per la scuola. Noi vediamo negli ultimi anni, e tra l'altro è trasversale a
tutte le istituzioni scolastiche, quindi non è più diciamo così solo relegato a alcuni tipi di istituti, e c'è un gap grosso, sempre più forte, tra la capacità della scuola di intercettare questi disagi e nello stesso tempo anche di prevedere forme che in qualche modo le attenuino e eliminino del tutto. E tra l'altro l'episodio di qualche giorno fa rappresenta una cesura, ci sarà un prima e un dopo, non era mai accaduto fortunatamente un omicidio all'interno di un edificio scolastico, quindi chiaramente questo ci imporrà delle riflessioni a tutti, riflessioni che però non può essere la scuola lasciata sola. La scuola deve cambiare, può avere le sue responsabilità, probabilmente deve, anzi sicuramente deve recuperare una sua autorevolezza nei docenti, nei dirigenti scolastici, nell'istituzione. Per questo, per esempio, il richiamo alla bandiera che ha fatto qualche giorno fa in occasione della festa Valditara ci ha trovato come associazione sindacale assolutamente d'accordo, però ecco, il problema non è la scuola o soltanto la scuola, il problema è il villaggio. Quando io dico villaggio intendo la scuola, la società, le istituzioni, quello che un po' una volta facevano appunto il senso e la solidarietà a cui lei si richiamava di un villaggio e che abbiamo assolutamente smarrito, come giustamente diceva lei. Sono problemi grandi, gli studenti utilizzano ormai codici sociali e linguistici mutuati dai social, che sono indubbiamente un elemento di grande cambiamento e anche in negativo, bisogna dirlo, non vanno demonizzati, ma sicuramente c'è un abuso da parte dei giovani di questi mezzi, e poi diventa difficile dare identità. Ormai veramente la scuola è in difficoltà da questo punto di vista, però non può diventare il capro espiatorio di qualsiasi problema. C'è un problema sociale di cui va preso atto senza girarsi altrove, come diceva giustamente lei, sia pure in un'altra situazione, senza immaginare che il tutto possa ridursi a un gap di educazione della scuola, che sicuramente deve riflettere e deve cambiare, ma non può essere solo un problema della scuola. Non può essere solo un problema della scuola, però quello che io noto, Mugnai, e che vorrei veramente che anche qua anche lei cercasse di capire la difficoltà che abbiamo noi nel mondo del volontariato, che non abbiamo i giovani. Noi facciamo le lezioncine in classe da anni, dicono che le associazioni, io qua ne invito tantissime, sono molto attenti, partecipano, però poi non arrivano al mondo del volontariato. Allora, la scuola in molti istituti fanno gli orti, il teatro, tutto all'interno della scuola. Non è che forse la scuola deve fare la scuola? E quello che deve fare oltre la scuola, che è un insegnamento, lo devono fare gli altri. Abbiamo i teatri per fare il teatro, abbiamo gli orti sociali per fare gli orti. Perché condizionare il ragazzo a rimanere là e solo là, invece di interagire magari con i diversamente giovani? Negli orti sociali ci sono loro che possono anche insegnare. Mi sembra che qualcuno, qualche dirigente o qualche prof abbia bisogno di visibilità. Io nel mio istituto faccio tutto, non ho bisogno di niente. Non le sembra invece che la scuola deve fare la scuola, il volontariato deve fare il volontariato, l'associazionismo deve fare l'associazionismo, ognuno il suo ruolo, perché alla fine se tutti facciamo tutto, alla fine ci troviamo in queste condizioni. Non sappiamo neppure chi siamo e non ci conosciamo. Prof, non sarebbe utile fare un'educazione civica all'esterno della scuola? Prego. Assolutamente sì, assolutamente sì. La scuola sicuramente negli ultimi decenni è diventata autoreferenziale, un po' compressa da una serie di progetti e progettualità che in qualche modo è tenuta comunque a fare, però sì, nel senso la scuola deve aprirsi all'esterno. Ci sono anche gli strumenti, per esempio quello che viene chiamata alternanza scuola-lavoro. Le posso dire che molte scuole la determinano, la descrivono come conoscenza delle attività di volontariato del territorio,
perché io ho spesso rapporti con le associazioni di volontariato che mi sottolineano come non c'è ricambio, come c'è un problema enorme di ricambio, e se non è la scuola che si mette in contatto, sensibilizza, fa fare esperienze che sono educazione civica, assolutamente sì, forse la più significativa mi sembra di dire, perché vanno nella direzione della fusione, della integrazione, della solidarietà, della misericordia, come diceva anche lei, nel senso più alto del termine, e chiaramente poi il problema c'è. E quindi ci sono gli spazi, la scuola sicuramente deve uscire da un suo atteggiamento autoreferenziale. Forse talvolta la scuola si sente un po' un fortino sotto accusa e quindi reagisce chiudendosi. Non è la strada da percorrere. In questo sono assolutamente d'accordo con lei. Però, Mugnai, il problema è che le parole ne sento tante, però poi bisogna agire. I ragazzi hanno bisogno di diventare protagonisti, vogliono essere intrigati, forse abbiamo sempre troppi prof davanti alla cattedra, qualche volta magari far sedere loro e noi ascoltare quali sono i problemi, perché mi sembra che il leitmotiv di tutti i ragazzi sia: non ci ascoltate, non siamo ascoltati, perciò si chiudono in se stessi, non riesci a usare più il linguaggio che hanno loro tra di loro, si parlano solo a gruppi molto ristretti, gruppi che possono anche nuocere, gruppi invece che se si allargassero farebbe bene anche a quelli che vogliono chiudersi, però vedo poca azione. Ecco, per fare questo bisogna investire, bisogna dare la possibilità alla scuola di fare questo. Io ho portato diversi progetti, Mugnai, però ogni volta la risposta del dirigente è, quando non vuole sposare il progetto perché ha capito benissimo che può essere buono o non buono, basta dire un sì o un no, ti mettono davanti la burocrazia. Mi porti, ma come mi porti? Se ho già il progetto qua, cosa devo portare? Ecco, così la burocrazia impedisce di dare delle risposte immediate, perché magari il dirigente ha in mente altre cose. Ma io, Mugnai, non devo essere fortunato, lo dico tutte le mattine ormai, ad avere quella scuola, quegli insegnanti. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, crescere nella maniera corretta, imparare, perché da piccoli iniziamo sempre, e anche questo lo dico tutte le mattine, perché i bambini sono curiosi. Sei tu che devi dare gli strumenti a questa piantina che sta crescendo, strumenti buoni, capaci di insegnare la retta via. Però mi sembra che si faccia poco, perché c'è il terrore anche all'interno della scuola, dei professori, ma chi se ne frega, vado a scuola col coltello, i genitori dicevano il coltello di casa mia, ma capisci, è tutto un passare il cerino per non capire che c'è un problema grave. Già ne abbiamo pochi giovani, se cominciamo anche a non capire che forse è il momento veramente noi di alzare l'asticella e a quelli che sbagliano dire: hai sbagliato, adesso paghi, ma paghi seriamente, non premiandoli. E alle famiglie, se non riesci a capire l'importanza di fare il genitore, paghi anche tu in qualche maniera. È inutile cominciare a spostare sempre il cerino. Alla fine questo ragazzino a 12 anni fuma, beve, si comporta male a scuola, la famiglia chi se ne frega. Ecco, forse c'è qualcosa che non va. Cosa dice Mugnai? Sì, è così. Dobbiamo dirlo, il patto tra, per esempio, scuola e famiglia è un patto da tempo in crisi. La scuola affronta genitori avvocati dei propri figli anche in situazioni indifendibili, e spesso questo crea una situazione di debolezza dell'istituzione scolastica, anche se alcune norme ultimamente sono andate decisamente in una direzione diversa. Poi dobbiamo dirlo, c'è un problema di ricambio della classe docente, perché il gap tra gli studenti, tra il modo di pensare, vedere, l'utilizzo dei social e docenti che hanno un'età media decisamente più alta si fa sentire. C'è un problema di formazione della classe docente, dirigente naturalmente anche, rispetto a sfide che sono completamente diverse. Una volta, volevo dire, si cominciava e si finiva la propria carriera sostanzialmente con studenti che erano più o meno gli stessi come visioni, come codici linguistici, eccetera. Negli ultimi 20 anni, 15 anni le cose sono cambiate e stanno cambiando con una velocità
assolutamente inedita. Basti pensare ora all'approccio sull'intelligenza artificiale, che è già presente nella scuola e sarà un'altra sfida enorme. Ecco perché c'è bisogno di formazione. Quindi sì, trincerarsi dietro la burocrazia non è la risposta, e non è la risposta che noi come associazione sindacale consigliamo ai nostri soci. Devo dire però che ci sono anche molte esperienze virtuose nella scuola. Spesso, come sempre succede, purtroppo vanno agli onori della cronaca le situazioni critiche, le situazioni brutte, piuttosto che quelle virtuose. Questo va detto. La ringrazio veramente, Mugnai, per essere così chiaro e forse fa capire a chi di dovere che, come dice il professor Gerosa, la piramide va capovolta, non è più la piramide di una volta, bisogna capovolgere la piramide anche per quanto riguarda la scuola. Adesso andiamo a vedere questa mostra su Venezia di Giorgio Bughetto, poi vedremo anche queste cartoline che ha mandato, le vecchie cartoline, perché così facciamo respirare il professor Mugnai e noi respiriamo con la bellezza di una volta, di questi ricordi. Certo. Mamma Venezia, San Marco pare, mamma Venezia, San Marco pare, mamma Venezia, San Marco pare, San Marco. Au! Dalla laguna al mare Grandola, d'argento all'Istria amata, dal sole di Candia ai porti di Cipro, dalla Dalmazia a Negroponte, da Trebisonda alla Morea, dai monti pallidi alla Crimea, dal Bosforo nostro all'impero latino, un solo popolo, un solo destino, San Marco, il leone ruggisce con voce possente, San Marco è la spada per San Marco per sempre, tagliente la lama, la punta rovente, San Marco è la spada, San Marco per sempre, per terra e per mare, San Marco per sempre, San Marco è la spada, San Marco è un leone, San Marco è un leone. Mamma Venezia, San Marco pare, mamma Venezia, San Marco pare. Tu fosti città e diventasti regina di orgoglio e di fama, tu sei la fucina per terra e per mare, signora di genti, diventarono i mari tuoi bastioni imponenti. Venezia mai doma, Venezia potente, nel fuoco rinata come lama affilata, nell'acqua temprata per giusta durezza. Tu sei l'impero e l'impero ti spetta, San Marco, il leone ruggisce con voce possente, San Marco è la spada, San Marco per sempre, tagliente la lama, la punta rovente, San Marco è la spada, San Marco per sempre, per terra e per mare, San Marco per sempre, San Marco è la spada, San Marco è un leone, San Marco è un leone. San Marco è la spada, San Marco per sempre, per terra e per mare, San Marco per sempre. Mamma Venezia, San Marco pare, mamma Venezia, San Marco pare, San Marco. San Marco. Allora,
Giorgio Bughetto, perché questo video? Cosa volete dire con questo video? Dove verrà presentato? Ma soprattutto questo leone mi sa che ha gli occhi a mandorla, Bughetto. San Marco ha gli occhi a mandorla ormai, o sbaglio? Anche Leone ha gli occhi a mandorla se vai a Venezia e vedi, o è una mia sensazione. Purtroppo tanti cinesi ormai. Leone San Marco con gli occhi a mandorla, prego. Allora, la nostra mostra naturalmente presenta una Venezia inedita e soprattutto ci fa vedere la potenza di Venezia. Una Venezia che aveva 120.000 abitanti, che è riuscita ad avere un impero e soprattutto con pochissime guerre, perché lei diceva sempre il discorso proprio di conquistare porta diciamo una spesa, no? Perché i soldati, tenerla ferma, una guarnigione fissa, quindi lei cosa faceva? Conquistava col commercio, il commercio non costava niente, la gente era contenta ed era sotto Venezia, senza nessun soldato che potesse costare, diciamo. E soprattutto la potenza di Venezia. La potenza di Venezia, soprattutto le invenzioni di Venezia, perché ne possiamo citare solo qualcuna, per esempio la famosa chiocciola che noi utilizziamo nella mail, vuol dire commercio, è un'invenzione veneziana, le banche sono un'invenzione veneziana. Chissà quanti non lo sapevano questo. Sì. Mugnai lo sapeva che la chiocciola era questa? No, non lo sapevo. Ha visto che storia ci racconta Bughetto? Prego. Assolutamente. Ecco. Poi naturalmente purtroppo abbiamo poche scuole che vengono, è quello un po' il cruccio perché noi andiamo anche nelle scuole, però ci dicono sempre ma bisogna avere i permessi, sì, ma siete 5 minuti da noi, perché abbiamo 5 scuole attaccate noi. Fermo Bughetto. Allora Mugnai, quando c'è qualcosa di importante che tu avresti piacere di coinvolgere le scuole, non tutte, parlo qui le nostre al nord, perché dopo lei ci spiegherà da dove è collegato lei e il suo territorio come funziona, ma si fa fatica ad avere i ragazzi, gli studenti delle scuole. Molto. Troppe spese, trasporto, assicurazione. Però ieri alla Fiaccola Olimpica le scuole c'erano. Perciò quando la politica, Mugnai, dice faccio questo e voi dovete esserci, non c'è nessun problema mai. Qualsiasi cosa la politica decide di fare, di avere le scuole ci sono. Quando qualche altra associazione fa qualcosa di importante, anche che potrebbero intrigare questi ragazzi, quasi sempre la risposta, come dice Bughetto, è non riusciamo perché abbiamo troppi impegni, perché ci sono dei costi. Ma non è che funzioni così allora. Com'è questa scuola riguardo ai segnali della politica? Cosa ci dice Mugnai? Cosa dico? È possibile che una scuola che ovviamente è in un territorio, spesso anche piccoli territori, finisca per essere in difficoltà verso la pressione che può essere una pressione del sindaco, una pressione comunque della forza politica. Naturalmente sono certo che le scuole faranno comunque una valutazione sulla validità della proposta che viene fatta, lo fa tra l'altro non il preside, non il dirigente scolastico, lo fa l'organo collegiale. Ripeto, ora chiaramente non sono in condizioni di fare riflessioni su situazioni specifiche come quelle che notava. È verissimo che un'organizzazione di un'uscita è un'organizzazione per il livello di burocrazia in cui ormai siamo arrivati non così facile. Poi va detto anche con chiarezza, c'è anche talvolta una resistenza da parte dei docenti che vedono spesso queste iniziative come un sottrarsi delle ore di lezione, non una aggiunta, non un ampliamento, ma un sottrarsi. Però ripeto, io vedo scuole molto attente alle iniziative del territorio, che partecipano, non ho sempre questo riscontro e poi dipende naturalmente dagli organi collegiali, dipende gli organi collegiali, come funzionano gli organi collegiali, Mugnai? Quanto durano in carica? Perché sarebbe utile anche capire come funzionano, perché i prof cambiano in continuazione di ruolo, non di ruolo, ma i collegi, dice lei, che sono molto importanti, come sono gestiti? Ecco, come avvengono? Allora, intanto mi permetta una riflessione e so che tra l'altro è allo studio del governo. Gli organi collegiali, come attualmente sono, nascono nel 1974. Credo che non ci sia molto altro da dire sull'esigenza di rivederli. Era un altro mondo
un altro mondo, con altre esigenze, con altre istanze. Quindi è ora di rivedere gli organi collegiali. Quindi lei mi dà un assist per quello che noi stiamo sostenendo da tempo. Gli organi collegiali funzionano con un collegio dei docenti che vede tutti i docenti, di cui il dirigente attualmente lo dirige, lo presiede, ma è primus inter pares, questa è proprio la formula, quindi non ha poteri specifici sul collegio dei docenti, in un'idea appunto che spesso non è sempre in linea con le esigenze immediate, ma risponde comunque a quello che sono attualmente le norme, e poi un consiglio di istituto che dura in carica invece 3 anni, che viene rinnovato triennalmente. Questo è. Le decisioni legate alle scelte didattiche, e partecipare a un'iniziativa del territorio è una scelta didattica, sono di competenza del collegio dei docenti. Il dirigente propone, il collegio dei docenti delibera, in qualche caso coinvolgendo anche il consiglio d'istituto. E questo è. Quindi il dirigente non ha un potere diretto nell'indurre classi a partecipare a un'iniziativa anziché un'altra. Poi questo riscontro che a lei su una certa sensibilità delle scuole rispetto a, tra virgolette, pressioni diciamo del territorio politiche, questo è possibile, però ripeto, anche qui io la ringrazio Mugnai, guardi, la vorrei in trasmissione tutti i giorni per quello che dice, come si esprime, perché veramente, ecco, finalmente riusciamo a capire come gira vero Bughetto, nessuno ce lo dice, invece la ringrazio il professor Mugnai che l'ha detto. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao Mirella, ciao. Saluto i tuoi ospiti. Dunque, volevo rivolgere a loro questa domanda. Qual è stata la causa principale della caduta della Repubblica di Venezia? Grazie. Caro Livio, ecco qua Bughetto sorride, anzi ride, ecco, perché è una domanda veramente che molti si fanno. Cos'è successo nel tempo per perdere tutto questo potere, questa serenissima? Diciamo che la caduta di Venezia non è arrivata di colpo, ma da lunga data. Dietro comunque ci sono gli inglesi. Gli inglesi sono quelli che hanno fatto cadere Venezia perché erano i principali alleati di Savoia. E quindi se noi facciamo un discorso indietro nel tempo, capiamo che le monarchie erano in tutta Europa e la Repubblica di Venezia era l'unica repubblica e dava molto fastidio. Gli inglesi hanno cominciato molti anni prima, naturalmente, con i Garibaldini, con l'attacco a Marsala, perché appoggiavano molto, molto il discorso di Savoia, e è stata praticamente erosa nelle sue fondamenta. Questa è la prima parte. La seconda parte cos'è? Se noi vediamo bene, dopo Napoleone era un burattino, tra virgolette, nelle mani degli inglesi, perché stranamente è rimasto solo 3 mesi a Venezia. Solo il tempo di saccheggiarla e di uccidere parecchie persone, perché dopo la gente si è rivoltata contro. Poi nei musei civici c'è ancora il suo passaggio. Certo, non solo nei musei civici, un po' dappertutto, perché abbiamo anche proprio dei riscontri di palle di cannone nelle mura di Venezia. Avete capito? Poi cosa è successo? Dopo qua viene ceduta all'Austria, monarchia. Dopo 10 anni l'Austria la cede praticamente direttamente in Savoia. Questo è l'iter molto importante che dobbiamo calcolare, che Venezia era una spina nel fianco, doveva essere demolita, e io porto sempre l'esempio che nel 1866, col finto plebiscito che è stato fatto nel Regno Italico, entriamo a far parte del Regno Italico. Nel 1890 nascono i primi nosocomi, quindi i primi manicomi, per mettere chi? I pelagrosi, perché la pellagra era cresciuta del 33% sopra i Savoia. Lazaretto. Quindi cosa vuol dire? Che l'Italia si è impoverita, non solo il Veneto, ma tutta Italia è stata impoverita costantemente dai Savoia perché dovevano pagare i propri debiti, che erano quei più grossi banchieri ebrei europei. E perciò questo è l'iter che è stato fatto. L'inizio. Ecco, dello sfaldamento completo del Lombardo-Veneto, tutto quello che ci va dietro.
Mugnai, i ragazzi conoscono la storia, la vera storia, viene insegnata nelle scuole, quello che ha detto Bucchetto è noto, non è noto, come vede anche l'approccio della scuola a quello che è la conoscenza del proprio territorio, delle proprie radici? Prego. Allora, sicuramente i programmi e anche le linee guida sull'educazione civica richiamano alla conoscenza della storia italiana anche come percorso di identità. La si insegna, probabilmente un po' quello che lei diceva, sicuramente la scuola forse deve recuperare il suo, diciamo così, obiettivo principale e in parte almeno togliere questa idea di progettificio che spesso si imputa alla scuola e quindi ritornare un po' alla conoscenza dei percorsi storici, perché chiaramente senza quella anche camminare su uno dei nostri meravigliosi, una delle nostre meravigliose città ti fa vedere le cose con un occhio diverso. Sei come miope perché non cogli i segni del tempo, non cogli la cultura, non cogli il tuo territorio e quindi hai anche più difficoltà a identificarsi in questo. Quindi sicuramente la storia è uno strumento fondamentale e la storia chiaramente va nuovamente ancora di più posta al centro del percorso scolastico. Un percorso scolastico che è a discrezione di questa, questo pool di prof che insegnano ai loro ragazzi che sono là per apprendere, però molto liberamente, non ci sono dei protocolli ben precisi. Ad esempio una volta alle elementari queste nozioni venivano date, addirittura c'era la lingua dei segni, prof. Vi ricordate che imparavate che sia A, B, C, l'orecchio, F, poi è sparito tutto. Con l'evolversi del tempo questa scuola cercava di rinnovarsi, però l'ABC, le basi, doveva rimanere. Perché è sparito tutto? Adesso ad esempio la lingua dei segni è fondamentale a Venezia. A proposito di Venezia, abbiamo l'Università della Lingua dei Segni, ma lo sa, prof, che una mamma è andata al MIUR e non sapevano neppure che c'era l'Università della Lingua dei Segni a Venezia? Questa mamma ha detto: ma come? Come voi non lo sapete che c'è l'università? Capisce che noi facciamo fatica a capire allora come queste informazioni dovrebbero avvenire, perché questa lingua dei segni non fa più parte della scuola, eppure è fondamentale. Abbiamo visto durante la pandemia quanto importante era anche far capire con la lingua dei segni quello che stava succedendo. Vediamo in America qualsiasi trasmissione viene riproposta con la lingua dei segni, anche in diretta e in automatico. Perché la scuola si è dimenticata della lingua dei segni, che è fondamentale, potrebbe anche intrigare il ragazzo, è una lingua in più. Ma perché dobbiamo sempre studiare il francese, l'inglese, poi col passare del tempo le lingue orientali, il russo, e ci siamo dimenticati di una lingua fondamentale, perché tutti all'improvviso possono avere sapere la lingua, anche uno ammalato ad esempio che non può parlare ma con qualche gesto. Perché ci si è dimenticati della lingua dei segni? E si potrebbe riproporre, come sta cercando di fare questa mamma, avendo questa ragazza che non parla ma sente l'importanza della lingua dei segni, ma non si può, perché sua figlia deve andare, è considerata una diversamente agile, come le chiamo io, per non dire disabile, e non c'è questa volontà di aiutare a capire invece che la scuola potrebbe fare questo anche con la lingua dei segni e non emarginare. Prego Mugnai. Allora, in un caso come quello che dice, sicuramente la lingua dei segni potrebbe essere un percorso di ulteriore integrazione e anche di coinvolgimento della scuola. Nulla impedisce ad oggi che le scuole possano anche immaginare percorsi. Noi abbiamo indicazioni nazionali e sulle indicazioni nazionali la lingua dei segni non è espressamente prevista. Ora io confesso che non ricordo, insomma ho un po' di anni, non ricordo un
curriculum anche del mio percorso di studi che prevedesse la lingua di segni. È pur vero però che io ricordo che la lingua dei segni la conoscevo, mi passi la battuta, la utilizzavamo per scambiarci tra compagni informazioni magari. L'avrà pure imparato in qualche posto, prof? Come? L'avrà pure imparato in qualche posto, no? Esattamente, infatti stavo proprio dicendo questo, quindi evidentemente da qualche parte l'avevamo imparata. Forse erano diverse anche le relazioni tra ragazzi, dove c'era un'interazione maggiore che non passava solo tra i social. Però vede, qui ritorniamo al discorso che facevamo, cioè una presenza così importante a Venezia forse merita da parte delle scuole non solo una conoscenza, ma anche immaginare alcuni percorsi più che l'inserimento nel curricolo. E quindi chiaramente qui le scuole si devono aprire al territorio senza dubbio, però nulla vieta che possa essere previsto un percorso in questa direzione. Poi abbiamo indicazioni nazionali e quelle sono naturalmente prioritarie. Non esistono più i programmi, ma esistono delle indicazioni. Poi rimane la libertà di insegnamento e la scelta dei docenti anche di percorsi integrativi. Lei ha fatto un esempio bellissimo in cui credo che si potrebbe assolutamente utilizzare come percorso didattico e come ulteriore forma di integrazione. Insomma. La ringrazio Mugnai veramente anche per il supporto, che penso che la stia anche seguendo, perché quando è libera guardano la trasmissione, quando non lavorano, per far capire l'importanza anche a questa mamma che sta cercando con tutte le sue forze di far capire l'importanza invece di questa lingua dei segni, non solo per la figlia ma per la comunità in generale. Pubblicità. Chi l'avrebbe mai detto? Eppure abbiamo visto questa Treviso fatta con l'intelligenza artificiale, sì, vero Giorgio Bughetto? Prego, ogni tanto serve qualcosa anche l'IA per fare queste cose qua, per rivivere con le vecchie cartoline, che adesso comincerò a preparare proprio un documentario fatto solo di vecchie cartoline a settori e con l'IA. Quindi naturalmente dopo con lo speakeraggio che parlerà anche un po' della storiografia delle zone che verranno mostrate. E ritornando alla prima mostra che abbiamo visto di Venezia. Venezia è aperta venerdì, sabato, domenica, e vi ricordo a tutti che sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 abbiamo Leo Lazzarini, un grande storico che racconterà una storia di Venezia diversa dalle altre.
ma soprattutto è anche naturalmente quello che ha fatto il paroliere della musica che abbiamo sentito prima, quindi dell'Inno a San Marco. Ed è un grande attore anche, perché lui lavora soprattutto per grossi film, anche americani, perché sapendo oltretutto latino e sapendo naturalmente come si comportavano i romani in combattimento, lui addestra proprio le truppe quando viene fatto un film storico. Perciò è un grande personaggio che speriamo molti di voi vengano a sentirlo proprio sabato dalle 15 alle 17, perché lui ha un modo di raccontare Venezia che è un film. Cioè la vivi, nel racconto la vivi. Con lui la vivi Venezia, ma non solo Venezia, ma anche la storia dei Veneti. E quindi diciamo che lui ti porta proprio in quel periodo storico e ti fa rivivere tutto quanto. Allora, Mugnai, quello che però traspare, io ho avuto una prof, la professoressa Martini, che adesso fa parte della commissione in regione voluta dal nuovo presidente della regione Alberto Stefani, che si occuperà di politiche giovanili, che ha detto che lei non dà più compiti a casa perché arrivavano tutti i compiti fatti con l'intelligenza artificiale. Questo ragazzo che sa veramente questa nuova tecnologia, la sa usare in maniera incredibile, impara subito, è veloce, è nato col telefonino in mano, ecco, già nella pancia della mamma ormai penso, perché a 3-4 anni riescono già a gestire questi strumenti e il quarantenne non riesce neppure a farlo, eppure loro, perché apprendono in maniera veloce. Ma se non mettiamo l'etica vicino all'intelligenza artificiale e cerchiamo veramente di incalanarla, come dicono anche nella sanità, nella maniera giusta, dal modo giusto, può diventare un problema? Prego, Mugnai. Assolutamente sì. Io credo che l'intelligenza artificiale non va demonizzata né va, diciamo così, si può pensare di espellerla dal mondo della scuola. Cioè la scuola non è, l'abbiamo detto prima, non è un fortino dove non entra il nemico, è qualcosa che fa parte della società, quindi dobbiamo essere consapevoli che l'intelligenza artificiale muterà moltissimi dei lavori, muterà persino la visione. Allora cosa deve fare la scuola? Quello che un po' ha detto lei, giustamente, deve immaginare percorsi che facciano sì che gli studenti non siano meri utilizzatori, perché poi diventano strumenti magari di percorsi assolutamente negativi, un po' come succede con i social, ma ne comprendano la struttura, ne siano, la dominino e sia sempre legata naturalmente a una visione in cui l'uomo non può non essere al centro piuttosto che l'intelligenza artificiale. Però ecco, qui una volta mi ricordo che quando ci fu l'inizio, diciamo così, dell'informatica eccetera, Umberto Eco coniò dalle distinzioni tra apocalittici e integrali. Gli apocalittici è quello che dicevano che il cambiamento era il male assoluto, in questo caso l'intelligenza artificiale, gli integrati quelli che dicono l'intelligenza artificiale è la soluzione a ogni problema. Non va bene. L'intelligenza artificiale, così come ogni cambiamento, la scuola ne deve prendere atto, deve avere docenti formati, deve avere docenti aggiornati continuamente. Ad oggi non è sempre così, e diciamo che l'aggiornamento è più una volontà individuale del docente, e gli studenti devono essere portati a conoscerne anche i rischi, a dominare lo strumento, non ad esserne dominato. Molto chiaro, e purtroppo invece sembra che siano dominati loro da questi strumenti che non riescono a gestire anche nella maniera corretta, perché sono nella massima libertà. Io racconto sempre di quel genitore che diceva: ma mio figlio è qui vicino a me seduto sulla poltrona, ha il suo cellulare, chissà cosa starà guardando con quel cellulare. Tu non sei in grado di capire, anche se è là vicino tuo figlio, cosa sta facendo, e soprattutto
soprattutto avete sentito con questi computer cosa riescono a gestire, a fare, poi impazziscono. Ecco il caso di Garlasco, che ne sentiamo parlare tutti i giorni. Cosa c'è all'interno di questi computer nascosti, perché sono bravissimi anche a nascondere, poi vai nell'icona giusta, per sbaglio magari viene fuori il disastro. Ecco, forse anche questo genitore, ecco, questo computer a letto, questo cellulare a letto, forse anche no. Cosa dice, prof? Un po', ecco, cercare di capire che non tutto si può fare anche in camera, di avere tutto quello che vuoi solo nella mia cameretta, anche no, una certa età, cellulare, computer, eccetera. Cosa dice? Perché veramente stanno emergendo delle cose terribili. Prego. Riprendendo il titolo di un libro, ci sono no che fanno crescere, e quindi però i no fanno fatica, e quindi qui c'è anche un problema di educazione genitoriale, perché dobbiamo dirlo chiaramente, la scuola sì, la scuola ha le sue responsabilità, la scuola deve cambiare, ma i genitori dove sono? Quindi sì, io credo che bisogna regolamentare anche nell'ambito familiare l'utilizzo dello smartphone, non lasciare zone troppo neutre, zone scure, diciamo così. D'altro canto, faccio un esempio che farà sorridere, ricordo che nella mia infanzia, quando appunto il problema era quello della televisione, e per certi versi si diceva della televisione quello che ora si dice dei social, mi ricordo che io però avevamo noi, nella mia famiglia, regole precise. Si guardava la televisione un tot numero di ore, a un certo punto si andava a letto. Ora è chiaro che il mondo è cambiato, sarebbe estremamente difficile, però certo la famiglia si deve far sentire, anche perché secondo me le ragazze e i ragazzi hanno bisogno di una famiglia presente, di una famiglia che sa anche dire di no, di un confronto in questo senso. Certo, è più facile dire sempre di sì, questo lo sappiamo. Guardi, le racconto brevissimamente un aneddoto. Sabato sera ero al ristorante e c'era una giovane mamma con una bimba che avrà avuto un anno e mezzo, davanti al cellulare. La bimba è stata un'ora e 20 in assoluto silenzio. Sappiamo tutti che una bimba di un anno e mezzo, 2, ora non saprei dire l'età precisa, è faticosa, no? Mentre sei a una cena, perché piange, perché chiede, perché si muove, eccetera. E quella mamma non ha fatto fatica quella sera, però avevamo una bimba di 2 anni che è stata 2 ore, 1 ora e mezzo davanti a un cellulare. E qui bisogna riflettere e chiamare in causa tutti. La parola è responsabilità della scuola, ma responsabilità della società, responsabilità anche e soprattutto della famiglia. Senta, professor Mugnai, una cosa che volevo chiedere dopo quello che è successo, anche ricordiamo Annabella Martinelli, questa ragazza che sembra si sia suicidata, questi tanti suicidi, ecco, questo bullismo nelle scuole che poi arriva anche agli atti estremi di questi bambini, ragazzini che non riescono a difendersi, che hanno paura di parlare, poi arrivano al gesto estremo. Cosa può fare la scuola in questo? Ecco, perché qualcuno dice ma facciamo già tanto, cerchiamo di capire, però c'è qualcosa allora che non torna. Come fai a non vedere che questo ragazzo è bullizzato? È proprio così difficile capire che c'è qualcosa all'interno della tua classe, all'interno di quel bambino, di quel ragazzino. Mugnai, cosa si può fare anche con la scuola per cercare di evitare che si arrivi al gesto estremo, queste famiglie distrutte da questa perdita? Ma la scuola lo sapeva, così almeno leggiamo, sentiamo, lui andava a scuola, si sapeva che c'erano questi bulli, cosa dice professore? Come può intervenire la scuola per cercare anche lei di mettere questa famosa goccia nell'oceano? Perché veramente i suicidi per bullismo ormai sono veramente con dei numeri impressionanti. Prego. Allora, sicuramente alzare il livello di ascolto, alzare anche la capacità di ascolto dei docenti. Devo dire che molti passi in questa direzione si sono fatti. Siamo di fronte a un'emergenza sociale, giovanile, a una fragilità
che io non credo che derivi solo dal post-Covid, come spesso nella narrazione si sente fare, ma è proprio una difficoltà. Le dico, lei consideri questo, mi scuso se faccio riferimento alla mia generazione. La mia generazione da adolescente, naturalmente tutti noi avevamo, no? La necessità di costruirsi un'identità, la necessità anche di mettersi al confronto e uscire bene dal confronto con gli altri, ma tutto però si risolveva, diciamo così, nel rapporto, nel trovarsi il pomeriggio, nella scuola. Ora uno studente da una parte è sottoposto a una serie di richieste di performance che non hanno precedenti, deve conoscere, deve prendere le certificazioni linguistiche, le certificazioni informatiche, deve performare particolarmente a scuola, non c'è nessuna certezza che un diploma dia accesso al mondo del lavoro, nemmeno un'università, e soprattutto il confronto, il sentirsi adeguato, che è tipico dell'adolescenza. Oggi lo scenario, il palcoscenico sono i social, e qui torno anche alla difficoltà della scuola spesso di intercettare. Molti degli aspetti di bullismo si giocano sul cyberbullismo, si giocano sul cellulare, si giocano sui social, non è sempre facile intercettare. D'altro canto per la scuola, certo che bisogna interrogarsi e alzare il livello di capacità della scuola, però mi chiedo, è difficile anche per i genitori, che pure hanno sott'occhio i ragazzi, cioè un disagio non lo intercetta la scuola, ma non lo intercettano nemmeno i genitori, a dimostrazione di quanto sia difficile, anche perché i codici comunicativi, i codici sociali sono diversi da quelli che conosciamo noi. E ecco perché dico anche un ricambio generazionale all'interno del corpo docente è fondamentale, oltre che un aggiornamento continuo. La ringrazio veramente, ringraziamo Roberto Mugnai, vicepresidente nazionale dirigenti di scuola, di essere stato con noi, di avere anche le idee, diciamo, quasi abbastanza chiare. Poi bisognerà vedere se lo lasceranno lavorare, perché siamo sempre là, su quello che si potrebbe fare per migliorare anche questa didattica, questa scuola che il ragazzo vuole diversa, lo dicono loro, vogliamo una scuola diversa che ci intrighi di più, però è importante anche conoscere, e questo deve fare la scuola deve fare la scuola. Grazie veramente professor Mugnai. Grazie a voi dell'ascolto, buona giornata, buon lavoro. Grazie, mentre Giorgio Boghetto rimane ancora con noi. Pubblicità. E nelle zone del confine orientale, dopo l'oppressione fascista, responsabile di una politica duramente segregazionista nei confronti delle popolazioni slave, e la barbara occupazione nazista, si instaurò la dittatura comunista di Tito, inaugurando una spietata stagione di violenza contro gli italiani residenti in quelle zone. Questo è uno dei passaggi più significativi del discorso al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del Giorno del Ricordo, a 2 giorni dal suo discorso sul piazzale della Transalpina a Gorizia, in cui ha posto l'accento sulle tragedie storiche del territorio di confine. Mattarella ha voluto ribadire l'importanza della memoria, bollando come squallida provocazione il gesto vandalico che ha imbrattato l'ingresso della foiba di Basovizza. Di quella stagione, contrassegnata da una lunga teoria di uccisioni, arresti, torture, saccheggi, sparizioni, le foibe restano il simbolo più tetro e nessuna squallida provocazione può ridurne ricordo e dura condanna. Il Presidente ha poi sottolineato come la tragedia che viene oggi ricordata sia stata troppo a lungo sconosciuta o addirittura rimossa. Non mancarono nelle vicende tristi e gli esuli atti di forte solidarietà, di amicizia, di accoglienza da parte di molti italiani, ma in generale la loro tragedia, di cui portavano intimamente le cicatrici, fu sottovalutata e talvolta persino disconosciuta. Il mancato riconoscimento fu per molti una pena inattesa e dolorosa. Aver istituito il giorno del ricordo, votato a grandissima maggioranza dal Parlamento italiano,
ha contribuito a riconnettere alla storia del nostro Paese quel capitolo tragico e gravemente trascurato. Troppo a lungo, foiba e infoibare furono sinonimi di occultamento della storia. Ne parleremo questa mattina e ringrazio di essere qui a Sveglia Veneti Silvano Olmi, Presidente Nazionale Comitato 10 febbraio, appunto martiri delle foibe. Buongiorno Presidente, ecco, ho sentito il Presidente Mattarella, come commenta, prego. Ciao Mirella, e come commento, io ero lì quel giorno, ovviamente anche quest'anno sarò in rappresentanza del Comitato 10 febbraio, che è una delle più importanti associazioni degli esuli, ma tra noi non ci sono solo esuli. Ci sono esuli, figli di esuli e anche persone che comunque non hanno, diciamo, di diretta discendenza con queste tragedie, ma che comunque si riconoscono in tutte queste tristi vicende. Voglio salutare, se mi consenti Mirella, e ti ringrazio di questa ospitalità squisita, tutti gli amici del Veneto, e in particolar modo quelli iscritti al Comitato 10 febbraio, perché stanno facendo un ottimo lavoro. Recentemente abbiamo inaugurato, non vorrei sbagliare il nome, Volpago del Montello, un cippo in ricordo dei martiri delle foibe, e quindi insomma le iniziative anche nel Veneto vanno avanti in maniera molto forte. Quello che ha detto il Presidente della Repubblica sono parole sacrosante. Purtroppo quando arrivarono gli esuli, furono esuli in patria. Io voglio ricordare che gli esuli dal confine orientale sono italiani 2 volte, per nascita e per scelta, e quindi arrivarono in Italia, ebbero una grandissima accoglienza, ma furono anche osteggiati da una determinata parte politica, in particolar modo il Partito Comunista, che vedeva in loro delle persone, dei rappresentanti, diciamo, di quelle popolazioni che scappavano dal paradiso marxista-leninista, quindi dal cosiddetto, secondo loro, paradiso. E ne parleremo, ti faccio un annuncio in anteprima, perché Mirella, ti ringrazio, sei squisita tutte le volte che mi ospiti. Ne parleremo il 15 marzo a Bari, dove parleremo dei meridionali infoibati al confine orientale, perché tanti andarono a lavorare lì in quei territori annessi all'Italia dopo il grande sacrificio di sangue, di sudore e di lacrime della Prima Guerra Mondiale, e trovarono lì la morte. Quindi tanti cittadini italiani che venivano da altre regioni, soprattutto dal sud. E poi parleremo dell'accoglienza dei profughi nel sud Italia, e avremo nostro ospite, questo te lo annuncio in anteprima, assoluta italiana e mondiale, se mi consenti, perché ormai con i social arriviamo dappertutto. Il 15 marzo mattina a Bari avremo come ospite Tony Capozzo, il grande giornalista inviato di guerra, che non tutti lo sanno, ma il papà di Tony, che è un carissimo collega, un collega giornalista molto più bravo di me, fu un agente di polizia a Fiume insieme con il povero vicequestore Palatucci, che però morì in campo di concentramento tedesco, il guardacaso il 10 febbraio 1945. Allora, quindi, Presidente, ecco, quello che però traspare, Presidente, è che la scuola, prima avevo Roberto Mugnai, che è vicepresidente nazionale dirigenti scolastici, fa fatica a far conoscere la storia del proprio territorio, dell'Italia in particolare. Cioè io devo trovare il dirigente o gli insegnanti, il corpo dirigenziale che ha questa sensibilità. Ma non è sempre così, tanto è vero che noi vediamo delle manifestazioni importanti, le scuole non ci sono, mancano pochissime, e sono manifestazioni che ricordano la storia del tuo territorio, del tuo paese. La scuola è latitante. Ora la domenica non ne parliamo, come si fa a portare la scuola e le classi alla domenica o al sabato? Però ieri abbiamo visto con la fiaccola olimpica la scuola c'era. Cioè la politica, quando decide che la scuola deve partecipare, nessuno ha coraggio di dire di no. Quando c'è la storia della tua Italia, del tuo territorio, la scuola, no, ma la domenica sono le famiglie che devono portare. Non è che anche qua, e qua lo dico veramente a Silvano Olmi, sarebbe il caso che
invece la scuola capisse di più l'importanza di far conoscere il rispetto della loro storia anche ai ragazzi, perché le radici ci sono alla fine, hanno nonni, hanno avuto delle importanti migrazioni anche nelle loro famiglie, eppure non conoscono, non sanno. Però poi quando questi ragazzi qualche rarissima volta non vanno a fare una passeggiata, una gita turistica a Dachau o su questi centri, io li ho avuti ospiti, sono molto intrigati, ecco, si emozionano, ecco qua l'emozione di toccare con mano quella che è la realtà. Sono gite culturali, sono percorsi importanti per loro, rimarrà impresso nella loro mente, ma si fa poco perché si investe poco. Ecco, è la storia delle foibe lo stesso, io vorrei sapere quanti ragazzi la conoscono, se ne è parlato, si parlava prima con Giorgio Bughetto da pochissimi anni, prima guai a nominare questa parola. Prego, Olmi. Guarda, un recentissimo episodio, non so se l'hai seguito giornalisticamente, un liceo di Roma, alcuni professori, alcuni genitori hanno criticato il fatto che la scuola andasse a fare visita alla Risiera di San Sabba, al Magazzino 18, alla foiba di Basovizza, eccetera. Hanno criticato, hanno tentato di opporsi a questa cosa. Allora, fermo restando che la potestà genitoriale è importantissima e quindi è intoccabile, però andare a criticare un viaggio di questo genere, che è soltanto un viaggio di istruzione, un viaggio in cui i ragazzi dovrebbero apprendere, dovrebbero, come hai detto tu giustamente, toccare con mano quello che è stato, insomma lascia un pochettino perplessi. Quindi ci sono ancora dei genitori che magari hanno, per motivazioni più varie, probabilmente anche ideologiche, di partito, non vogliono parlare delle foibe. Le foibe sono il grande assente della storia. Come un grande assente della storia, tu lo sai, io sono molto sensibile a questo argomento, ci ho scritto un libro che si chiama Non solo la Ciociara, è assente dai libri di storia, o comunque viene trattato in maniera molto minoritaria, il fenomeno delle cosiddette marocchinate, cioè delle violenze compiute dalle truppe alleate, in particolar modo dalle truppe coloniali francesi, durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia. 60.000 donne violentate. Quindi ecco, ci sono degli aspetti della storia che non vengono studiati. Fortunatamente il Ministero dell'istruzione, insieme con una benemerita associazione che è nostra amica, nostra cugina, che si chiama l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ogni anno organizza dei corsi di istruzione per i professori, e io ho parlato con alcuni di loro che hanno trovato veramente interessante questa forma di approfondimento e di istruzione, e quindi ecco, formare i docenti, perché poi sono i docenti che ti invitano. Io in questi giorni sto ricevendo inviti da tutta Italia, ma non ho il dono dell'ubiquità, quindi sto cercando di alternare almeno un appuntamento al giorno per andare a parlare con i ragazzi. Con i ragazzi si parla bene, soprattutto da quando è stato vietato l'uso degli smartphone dentro le scuole, perché ti devo dire, Mirella, mi ricollega a quello che diceva il dirigente poc'anzi, era avvilente in passato andare nelle scuole e vedere questi ragazzi che stavano costantemente piegati a guardare il telefonino. Ecco, questa scelta, questa decisione di moderare l'uso dei social durante le lezioni, durante la scuola, credo che sia molto importante, perché poi sopra i social passano tante informazioni, alcune sono importanti, altre magari sono delle baggianate e delle stupidaggini, e quindi questi ragazzi non crescono bene. Ti racconto brevissimamente un episodio recente. Io abito a Tarquinia, provincia di Viterbo. Davanti a casa mia è passata una coppia, giovane coppia, tutti e due col telefonino in mano che lo guardavano, e portavano un bambino sulla carrozzina e avevano montato una sorta di supportino dove c'era il telefonino che mandava i cartoni animati. Cioè, quindi tutta questa famiglia che passeggiava per la città di Tarquinia, che è una città bellissima, anzi Mirella ti invito a venirmi a fare visita, tutta questa
questa famiglia era connessa mentre passeggiava dentro il centro storico bellissimo di Tarquinia. Insomma, capite bene perché dopo 14 anni vanno fuori di testa e fanno delle cose inammissibili, con dei genitori così come vuoi crescere. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di guerre anche all'inizio, andiamo a vedere questo morto ordigno Valdobbiadene. Ah, quello è Daniotti. Vediamo se parte il servizio. Allora non parte, intanto che parte il servizio vedevo che annuivi a quello che diceva, ecco ce l'ha trovato, adesso parte, eccolo qua. Un botto, ma era forte cortivo, un botto forte. Ha preso paura? Oh Dio, pensai fosse andato un da casa a me. Una bomba, i vetri hanno tremato, però sai magari... Avete preso paura? Sì. La deflagrazione è stata potentissima e ha scosso il cuore dei Colli del Prosecco, a Guia di Valdobbiadene, una passione fatale spesso ai limiti della legalità, quella costata la vita ad Attilio Frare, 56 anni, morto per l'esplosione di un residuo della Grande Guerra. Durante il maneggio di un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, causa un'errata manovra, lo stesso esplodeva e il soggetto decedeva sul colpo. Lui era da solo? Sì, era da solo, era nel suo garage ricovero attrezzi. Sono le 13 quando nella zona dell'esplosione, oltre ai sanitari del SUEM 118, arrivano i vigili del fuoco e gli artificieri dell'arma. È toccato a loro mettere in sicurezza con pazienza chirurgica l'intera area, così da consentire ai colleghi del comando di Vittorio Veneto di procedere con i rilievi. Il timore per tutto il pomeriggio è stato quello di un effetto a catena. Sono in corso le valutazioni da parte degli artificieri di Padova per poter catalogare con la massima precisione se tutti gli altri involucri di altri ordigni della stessa tipologia possano essere attivi oppure no. Era la sua passione questa di questo signore? Verosimilmente sì, a giudicare dal numero di involucri che erano lì presenti, assolutamente. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività. Una passione nota a Valdobbiadene. Nel 2022 Frare, gravato da alcuni precedenti di polizia, aveva anche dato vita a un'associazione Valdo Storica e aveva pure allestito delle mostre aprendole al pubblico. È una vicina di casa a raccontare un episodio che con il senno del poi farà brividire. Sapevi, ma pensai che l'avesse messo, perché 15 anni fa a me toccava che mi ha bruciato tutto l'orto e dopo è andato agli artificieri e invece se vede che la continua ancora. Frare lascia una compagna e una comunità attonita, ma sono in corso ulteriori approfondimenti. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività. Allora ringrazio intanto che è arrivata Roberta Ruga, Presidente Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori. Buongiorno. Grazie Presidente di essere qui e soprattutto capire cosa sta succedendo anche nel nostro territorio. Abbiamo visto questa persona che maneggiava con le bombe, io non so, qua ognuno può fare quello che vuole, qual è il problema? Conosciuto, si sapeva, sì, ma questo qua poteva far saltare anche le case vicine, io non so se qualcuno veramente, mi piacerebbe chiederlo al sindaco di Valdobbiadene perché si sapeva che armeggiava in armi, ma qui stiamo parlando di bombe, non della pistola o del fucile. Oppure avete sentito il presidente delle discoteche di Venezia e Rovigo che ha detto qui in Italia non succederebbe questo, siamo super controllati, nessuno sgarra, poi avete visto hanno chiuso il Piper, il MoMA, uno a Roma, l'altro a Milano, in Lombardia e tanti altri stanno chiudendo perché non sono in regola. Io penso che prima di parlare, come ho detto io, attenzione perché abbiamo un caso anche qui di quella mamma che è saltata proprio in una discoteca. Sì, è vero. Perché non c'erano le norme di sicurezza, c'era una montagna di gente all'interno, cioè capite che bisogna andare molto cauti, specialmente nel paese dei furbetti che siamo noi. Detto questo, allora Roberta Ruga, cosa ci racconti? Com'è la situazione? Voi state cercando veramente con queste associazioni in prima linea di cercare veramente di far capire l'importanza della prevenzione
prevenzione, perché è questo che voi fate, e soprattutto è recepita questa prevenzione, io penso più dalla parte femminile che da quella maschile. Ecco, la figura maschile fa fatica a curarsi, fa fatica a capire che forse è il caso di andare dal medico, è sempre accompagnato da questa moglie, da questa compagna, dalla figlia, anche a prendere le medicine perché fa casino, si dimentica, perché dobbiamo mettere tutte le medicine bene. Ecco, com'è la situazione? Prego. Allora, non finisce mai la prevenzione di coesistere con un importante problema, che è quello appunto della necessità di, sia per le amministrazioni ma anche per le associazioni stesse, di fare un lavoro sul territorio. È vero che c'è questa differenza nella percezione dell'importanza della prevenzione dal punto di vista femminile e maschile. Lo vediamo nella nostra esperienza con l'ambulatorio urologico, per esempio, in cui appunto effettuiamo il controllo annuale per i maschietti e vediamo che sono ancora appunto le donne, le compagne, le mogli che si occupano di prenotare per l'uomo. Credo che questo passi attraverso cosa? In generale una mancanza proprio a livello territoriale dell'importanza dei controlli sanitari, ma anche e soprattutto attraverso un tessuto sociale che va a controllarsi quando c'è effettivamente un problema. Quindi un po' il nostro scopo è cercare di aiutare in questo, lo faccio anche qui in questa sede, invito tutti quanti appunto a controllarsi, a prendersi cura di se stessi, perché attraverso questo passa anche il volersi bene e l'amarsi, ed penso che sia fondamentale e importante. Fondamentale, importante quello che abbiamo visto, il servizio, mi collego a quello che ha detto, amarsi, rispettarsi, ma tu non puoi maneggiare certi ordigni con una facilità incredibile. Sentiamo anche cosa ne pensa Silvano Olmi di questo servizio che abbiamo visto, chissà quanti ce ne sono, perché ogni tanto salta fuori, maneggiava in armi, in bombe, ecco la pericolosità, ecco anche a livello giornalistico, forse dobbiamo far capire di più, ecco l'importanza anche di conoscere, di sapere, non si può fare tutto quello che vuoi perché hai la passione, calma la passione, ma tu puoi non mettere a repentaglio la vita degli altri con questa passione. Qui stiamo parlando di una bomba, era conosciuto, si sapeva, era già successo, avete sentito quella vicina che gli è andata anche bene. Prego, Olmi. Ma guarda, innanzitutto bisogna scindere due cose. Io vorrei spezzare una lancia in favore dei cosiddetti recuperanti, cioè di quelle persone che svolgono un'attività per hobby, vanno magari sui campi di battaglia con i metal detector a recuperare anche oggetti smarriti dai soldati. Quelli secondo me fanno un'opera meritoria e comunque un'attività importante. Altra cosa invece è questi soggetti che trovano questi ordigni e tentano di smontarli. Io nelle mie ricerche storiche ho trovato decine, centinaia di casi di soprattutto bambini, ragazzini che nell'immediato secondo dopoguerra morirono o rimasero orrendamente mutilati per lo scoppio di queste bombe inesplose, perché di materiale bellico se ne trovava tanto, ma è recentissima anche l'esplosione che è stata fatta di una bomba di aereo anglo-americana che è stata ritrovata, è stata fatta saltare dagli artificieri in una cava, non mi ricordo in che località del centro Italia. Quindi ecco, questi ritrovamenti si trovano. Bisogna fare un'opera di prevenzione e di attenzione. Nell'immediato secondo dopoguerra ai bambini, soprattutto ai ragazzini, venivano mostrate le immagini delle bombe, di tutti gli ordigni esplosivi, dicendo attenzione, se li trovate avvisate subito i carabinieri, non li toccate, non fate questo, non fate quell'altro. Quindi veniva fatta un'opera di prevenzione molto forte. Oggi bisogna invitare queste persone che trovano questi ordigni a non smontarli, a non fare delle cose così terribili, perché poi ecco ci si rimette la vita, perché basta un attimo e la bomba esplode. Tra l'altro mi raccontava un amico che lavora proprio nel settore degli artificieri che alcune bombe anglo-americane buttate dagli aerei anglo-americani durante i bombardamenti durante la seconda guerra mondiale avevano una doppia spoletta. Quindi se non si conosce bene quell'oggetto, vai a smontare la spoletta è quella che poi innesca l'esplosione, magari smonti la prima, la seconda viene attivata,
e muori. Ecco, quindi sono delle cose terribili per cui, come hai detto anche tu, bisognerebbe fare un'opera anche di prevenzione e di informazione. E soprattutto non portarseli a casa, ecco, di far diventare dei magazzini bellici, ecco, queste abitazioni magari anche che confinano con altre abitazioni. Bughetto, vuoi aggiungere qualcosa? No, soprattutto come dici tu è importante chiamare la polizia, appunto i carabinieri, perché dopo tantissimi anni la polvere a sparo non è più diciamo inerte, cioè è molto labile e quindi può saltare anche in modo differente. Perciò bisogna molto stare attenti a queste cose qua perché sono pericolosissime e Dino infatti ha portato, quando ha fatto la cosa sul discorso delle vittime civili proprio da Ordigni, dei giovani che, fatalità, non è successo tanto tempo fa, sono diventati ciechi. Perché, ma non perché sono andati in cerca del reperto, ma se lo sono trovati quando hanno tagliato gli alberi ed è esploso. Avete capito l'importanza anche di capire, di conoscere fin dove puoi arrivare, poi devi fermarti e lasciare che qualcun altro prosegua. Infatti. Perché appunto conosce. Io capisco che questa persona sarà stata anche preparata, però non si può avere in casa queste cose. Dopo è la sicurezza che ti frega. Ma dai, ma non esiste. Troppo sicurezza. Ognuno fa quello che vuole, qua si alza uno alla mattina e decide di fare quello che vuole, là è il grande problema dell'Italia. Roberta Ruga, cos'è la cosa che ti preoccupa di più in questo 2026 appena aperto? Nel 2025 avete chiuso con tanti convegni, manifestazioni, conoscenza. Ecco, cosa vedi? Ecco, come si è chiuso il 25 e cosa speri nel 2026? Beh, allora, il 2025 è stato sicuramente un anno importante perché abbiamo avuto un'esperienza importante, abbiamo organizzato un evento benefico molto grande coinvolgendo dei comici a livello nazionale e questo ci ha portato a raccogliere diversi fondi per sostenere appunto gli accompagnamenti del 2026. Quest'anno che verrà lo scopo sarà lo stesso, quindi la problematica principale per la nostra associazione è essere sempre sul filo del rasoio a livello di fondi utili e spendibili per gli accompagnamenti verso gli ospedali, per i sostegni psicologici, per le assistenze domiciliari e in generale per la prevenzione per tutti. Quindi i nostri servizi sono rivolti ai malati di tumore, ai bambini, agli anziani, alle famiglie, quindi il 2026 sarà un anno dedicato a nuovi eventi benefici che saranno finalizzati alla raccolta fondi. La scuola, i giovani e la prevenzione, com'è la situazione, Roberta Ruga? E credo che sia necessario strutturare dei progetti importanti nelle scuole. Alcune esperienze già a livello territoriale ce ne sono state, però penso che mettere in campo più forze, esperti, professionisti, ma anche coinvolgere le famiglie che ci sono e che a volte sono assenti purtroppo, ma che hanno sempre un ruolo importante nell'educazione giovanile, credo che possa essere il punto di svolta per far comprendere ai giovani l'importanza di tematiche quali la prevenzione, il sostegno in generale al territorio attraverso il volontariato, perché i giovani rappresentano anche una risorsa importante in termini di volontariato. Non solo gli anziani possono essere una risorsa, una forza, ma anche i giovani stessi. Spendere qualche ora del tempo, anziché appunto sui social, anziché al cellulare, spenderlo per il territorio, credo che possa fare la differenza per il nostro territorio. Ma non pensi, Presidente, che forse bisogna intrigarli di più questi ragazzi? Perché non li abbiamo nel mondo del volontariato, li abbiamo in qualche settore, non so, ad esempio la Croce Rossa, come dico sempre, le associazioni animalistiche, perché loro sono sensibili. Il resto è noia per loro, perché non li intrighiamo abbastanza? Forse portarli a fare un'educazione civica all'esterno, come parlavo prima col dirigente scolastico, forse avremmo magari più giovani, anche per quanto riguarda la sanità, accompagnarli più negli ospedali, nei centri di ricerca, bisogna pure iniziare a coinvolgere in qualche altra maniera, perché se dopo anni e anni di lezioni in classe non abbiamo i giovani nel mondo del volontariato, qualcosa vuol dire, soprattutto la storia. Olmi, la storia, anche i ragazzi non conoscono la storia, pochi, o le famiglie non la raccontano per paura, per tante cose, ma questo ragazzo cresce senza sapere. Prego, Olmi. Crescono leggendo quello che c'è scritto
su Wikipedia, leggono pochissimo, i ragazzi leggono pochissimo, giornali non si vendono, tu sai bene qual è la crisi del nostro settore, del settore dell'informazione. Ragazzi non vengono coinvolti perché non si sentono coinvolti perché ormai tramite i telefonini pensano di poter accedere a tutto il mondo. Guardiamo soltanto l'intelligenza artificiale, ne parlavi poco fa con il dirigente. Io ho fatto una prova, no? Ti racconto questa, Mirella, per fare due sorrisi a tutti gli amici veneti. Dovevo fare un comunicato stampa, sono andato su una nota piattaforma di intelligenza artificiale, ho inserito i dati ed è uscito fuori il comunicato stampa. Ti giuro, io sono 30 anni, più di 30 anni che scrivo, quindi penso di essere abbastanza bravo a fare i comunicati stampa. Ti devo dire che in un comunicato stampa come quello era talmente bello e fatto bene che sono rimasto impressionato, veramente, perché oggi con l'intelligenza artificiale fai tutto. Diceva l'amico che è intervenuto prima, il dirigente, che alcuni ragazzi arrivano in classe con i compiti fatti dall'intelligenza artificiale. Sì, è questo, però il problema deve essere anche quello di poter strutturare, di poter seguire, di poter dominare un po' questa intelligenza artificiale e sfruttarla in maniera positiva. Ragazzi non studiano, non si appassionano alla storia, forse questa è la cosa importante, però noi dobbiamo fare, come hai detto te, dobbiamo coinvolgerli con dei progetti, con le visite, con queste gite culturali per far vedere quello che è stato il nostro patrimonio, perché noi abbiamo un patrimonio culturale storico bellissimo, eccezionale, però ancora oggi tanti ragazzi non conoscono. Sì, ma non è per colpa loro. Dobbiamo trovare la chiave di volta per appassionare. Non è colpa loro, Olmi, c'è qualcuno che impedisce anche alle associazioni di fare questo. Ecco, e sono anche i dirigenti scolastici che quando chiediamo a queste scolaresche di partecipare ti mettono sempre i paletti della burocrazia, dell'atto economico, però quando vogliono escono e come. Nadia da Treviso, vai Nadia! Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Scusate la mia voce, ma sono influenzata. Ti sento. Niente, volevo dire agli ospiti, io chiederei al nuovo Presidente della Regione, col nuovo anno, di cercare di aiutare questi anziani con invalidità che devono, per avere i loro diritti, devono girare da un ufficio all'altro, che predisponessero un ufficio dove hai diagnosticato che c'è l'invalidità, sull'invalidità dici cosa hanno diritto. Un elenco, perché io questa mattina ho telefonato all'ufficio Regione Veneto qua a Treviso per avere l'esenzione del bollo, perché sono venuta a conoscenza che ho diritto col 100% di avere l'esenzione del bollo, ma queste cose non devono essere nostre di chiedere. Se ho diritto me le devi dare immediatamente. No, senza chiedere, perché mi sembra di andare a chiedere la carità e forse tanti non lo fanno perché, se veniamo a sapere, la regione deve tirare fuori i soldi, allora tacciono e basta. Cosa ne dite? Cosa ne pensate? Grazie cara Grazie, Nadia. arrivederci e buona giornata. Grazie cara Nadia, un abbraccio, è proprio vero, hai ragione, non dovremmo sempre essere noi a girare come pazzi, visto la tecnologia a che punto è arrivata, ma dovrebbe essere qualcuno, ecco, io penso che tutti i burocrati che paghiamo alla fine dove sono, cosa fanno, perché veramente ce ne sono tanti. I soldi arrivano subito. Quando devono chiedere i soldi. Roberta Ruga, ecco, per quanto riguarda, ecco, Nadia è una persona appunto che ha l'esenzione, ma anche per problemi di salute molto importanti, sia lei che il marito, però anche lei quando chiama dice sempre che sta girando come una trottola per qualsiasi carta, per qualsiasi documento, ed è veramente da tornare pazzi, anche perché poi arrivi delle volte che non sei neanche riuscita a risolvere il problema. Ecco, tu cosa vuoi dire quando tratti anche con queste persone molto fragili che hanno già nella mente altri problemi, ecco, anche la burocrazia, prego. Allora, ciò che dice Nadia è una problematica diffusa.
attesa, i rallentamenti, ma anche questa percezione di andare davvero a chiedere, andare a elemosinare il tempo degli altri, andare a elemosinare quelli che sono poi i propri diritti, è qualcosa che nella nostra esperienza noi viviamo. Si può fare tanto, cioè quello che si può fare è tanto, e un po' da trovare gli interlocutori giusti con cui parlare di questo, e un po' fare in modo che tutte le associazioni, in sinergia con le amministrazioni, perché a volte dal basso partono i reali cambiamenti, possano fare qualcosa in merito a questo. Dobbiamo tutti lottare per fare qualcosa in merito a questo. Il piccolo semino di cui si parla, no? Che è il semino del cambiamento, si genera, se dall'alto non arriva, si genera dal basso. Nel piccolo si possono fare delle reti, delle realtà, dei comitati, delle esperienze che possano andare incontro ad abbattere i tempi della burocrazia. Ma non è, Ruga, che forse dobbiamo cambiare la piramide per quanto riguarda, prima si parlava della scuola, ma anche per quanto riguarda i servizi sociali? Cioè, cosa servono i servizi sociali se a queste persone non dai delle risposte? Non deve essere la persona che arriva al servizio sociale, è il servizio sociale, che io lo dico sempre, che deve arrivare la persona nel momento che viene dimessa da un ospedale, che hai un medico di famiglia che può fare da ponte tra quelle che sono le esigenze, le conoscenze di quello che c'è per questa persona. Ma questo non avviene. Non c'è, qui dobbiamo cambiare il servizio sociale. Il servizio sociale deve sapere chi c'è, che bisogni ci sono e cosa fare, dove indirizzare. Non è la persona singola che deve impazzire per capire cosa c'è che la può aiutare, o sbaglio, Ruga? Secondo me mancano i punti di contatto. Mancano i punti di contatto. Il servizio sociale svolge il suo lavoro nelle massime potenzialità in una situazione in cui viene predisposto. Però manca la presa in carico, manca la segnalazione anche degli utenti in difficoltà da parte degli altri, quindi qui un ruolo fondamentale lo ha il vicinato, lo hanno gli amici, lo hanno i familiari, lo hanno anche banalmente gli estranei nel segnalare situazioni di difficoltà, perché spesso la persona che è in difficoltà fa fatica a chiedere aiuto, non è messa nelle condizioni di farlo perché ha una disabilità particolare, quindi lì è fondamentale ripristinare anche un modello solidaristico che punti a creare rete tra le persone. Se questo si verifica e arrivano fiumi di segnalazioni, si muoverà qualcosa per riuscire a recepirle. Però noi quello che vediamo, Presidente, è che continuiamo a cambiare nomi, arrivano nuove etichette. Adesso ad esempio il sociale verrà tolto dall'ULSS e abbiamo gli ambiti territoriali sociali. Io i sindaci qua tutti con le mani nei capelli perché non sanno neppure come sarà, come partire. Ecco, non pensi che forse, visto i dati che abbiamo, qualcosa si poteva fare invece di cambiare nuove continuamente sigle, di cercare di capire qual è il ponte per agganciare, per arrivare dall'altra sponda assieme al mondo del volontariato si potrebbe fare? Sicuramente cambiare nomi serve a far capire che qualcosa è stato fatto a livello di cambiamento, mi permetto di dirlo. Dall'altra parte crea e genera confusione perché nell'effettivo non sempre si riesce a comunicare, ma anche ad avere una formazione tra tutti di un certo tipo e condivisa. Poi credo che comunque del lavoro anche in quel caso, seppur venga fatto, richieda un'importante comunicazione per all'esterno di quelli che sono i cambiamenti. Quindi richiede un impegno, sicuramente uno sforzo da parte di tutti, questo tipo di soprattutto anche per le persone fragili, diversamente giovani. Ecco, parlavamo appunto di questa intelligenza artificiale, non riescono neppure a lavorare col telefonino, non lo sanno usare. Io al sabato dalle 11 a mezzogiorno facciamo lezioni di sicurezza proprio con informatico, perché qui a parte le truffe che sono all'ordine del giorno, loro non sanno veramente difendersi se hanno in mano questo strumento, ma schiacciano nella maniera sbagliata e succede il finimondo. Bughetto, ma la storia non dovrebbe insegnare che invece le fragilità vanno prese con le pinze, con i guanti, con delicatezza? Tu non puoi mettergli la tessera, il bancomat all'improvviso quando hanno sempre maneggiato il contante, non sanno neanche cos'è, lo speed e tutte ste robe qua che io ho avuto un chirurgo, anche lui ha detto, mi ricordo,
proprio, Mirelli, io ho fatto una fatica enorme per fare lo speed, sì, non sono mica, però non ci riuscivo mica. Chiaro. Capisci che c'è qualcosa che vuole correre, invece siamo fermi. Ecco, questa intelligenza artificiale, sì, ma non abbiamo ancora la banda larga, delle volte la connessione non arriva neanche a pochi chilometri di distanza. Ed essere moderni senza modernità. Bravo. Cioè il discorso è, come diceva anche la Presidente, che bisogna appunto anche insegnare le cose, perché se tu non le sai non ci arrivi. Quindi dovrebbero essere fatte tutta una serie appunto di incontri. Questo è importante. Con la gente e soprattutto gli anziani, ma non solo gli anziani, con tutti. L'apprendimento. Sentiamo anche Olmi cosa dice. Olmi, ecco, l'apprendimento, il conoscere, perché la storia è storia a 360 gradi, la storia quando sta bene, quando stai male, quando sei in vacanza, la storia la tocchi con mano, è l'apprendimento che manca, che non conosci cos'è quel monumento. Io vorrei vedere, far uscire i ragazzi dalle scuole e iniziare a chiedere cosa vuol dire quel monumento, cos'è quell'albero. Questi non sanno niente, Guarda che ho provato perché dico questo. No, è vero. C'è una roba allucinante. Ho chiesto uno, sai cos'è il municipio? Dov'è? Cassugana. Cassugana? Cos'è Cassugana? Cioè, un ragazzo di Treviso che non sapeva cos'era Cassugana. Cioè, capisci che la storia è storia. Questa è la storia dei ragazzi. Non dimentichiamoci che sono loro che devono apprendere e noi insegnare da quando iniziano a essere piccoli con i loro perché. Prego, Olmi. Ma infatti la storia deve essere sempre riportata, non a caso il 10 febbraio sarà il giorno del ricordo dove commemoreremo i martiri delle foibe e gli esuli dal confine orientale d'Italia, dall'Istria e dalla Dalmazia. Poi noi come Comitato 10 febbraio abbiamo cercato anche di diciamo fermare, no, questo attimo di storia con due iniziative molto importanti. La prima sono le panchine tricolori, le panchine del ricordo. Stiamo posizionando in giro per l'Italia panchine pitturate, dipinte con la bandiera nazionale, dove c'è un cartellino attaccato con un QR code, per cui i ragazzi avvicinano il telefonino e vengono rimandati a una pagina che gli spiega chi era Norma Cossetto, chi erano gli infoibati, cosa erano gli esuli. L'altro aspetto importante che stiamo facendo, siamo partiti l'anno scorso a Lucca ed è una cosa bellissima che stiamo portando in giro per l'Italia, gli scaffali del ricordo, cioè in ogni biblioteca civica, in ogni biblioteca comunale noi organizziamo e proponiamo di fare degli scaffali dedicati ai libri che parlano dell'esodo e delle foibe. Ecco, sono due piccole iniziative che però poi portano a una riflessione e speriamo soprattutto ai giovani. È vero questo, Roberta Ruga quando dicevi delle panchine tricolore ha detto che bello questo, è bello, ma ormai abbiamo le panchine di tutti i colori, forse dobbiamo imparare prima la storia per arrivare a capire la panchina, perché non la deve solo imparare il ragazzo che sa usare il QR code e inquadra, cioè chiunque dovrebbe capire, ma è la conoscenza che manca, io proprio mi batto su questo, cioè dalle elementari e anche dagli asili, bisognerebbe iniziare a insegnare a questi ragazzi. Si fa una domanda, capito Mirella? No, perché siamo parlati sopra, non ho capito niente. Ti fa una domanda e cerca anche una risposta, ovviamente deve essere anche la persona stessa che deve essere, noi bravi a stimolarlo, però allo stesso tempo i ragazzi, ma anche i meno giovani, perché trovo anche persone che mi dicono ma che cosa sono se foibe? Sbagliando anche il nome, no? E allora uno deve stare lì a spiegargli perché a scuola non gliel'hanno insegnato. Quindi ecco, la bravura nostra deve essere quella di trasportare, di fare questo lavoro, diciamo, di stimolo nei confronti delle persone. Allora Bughetto, tu fai tante mostre, parli un po' della storia del nostro territorio, fai degli eventi importantissimi. Chi è che arriva e cosa chiede quando fai capire anche l'importanza di conoscere la storia, le radici dove vivi? Beh, dai 25 anni in su, di solito. Eccola. E non sanno niente. Pochissimi sanno qualcosa di storia. Molto pochi. Non sanno neanche perché abbiamo la bandiera italiana verde, bianca e rossa. Quindi i colori perché sono stati messi appositamente. E come sono messi? Cioè, c'è tutta una cosa particolare che purtroppo
Io ho notato anche per esempio delle guide turistiche su Treviso che conoscono poco Treviso. Ecco. Cioè Treviso è una città che ha 3000 anni di storia perché è nata di Veneti. Non è vero che il nome è nato da Tarvo, Storo, come dicono molti dal celtico, ma è nata da un dio venetico, anzi una dea venetica, che voleva dire trilogia. E poi tantissime altre cose, lo stesso Sile non proviene dal nome silenzioso, silent, latino, ma dal nome arteria forte veneta. Quindi abbiamo tutta una serie di cose dimenticate. C'è una descrizione della città che non è reale. Non è reale, perché sono state dimenticate, addirittura Piazza Pio X, dove noi abbiamo la mostra, è piena di tombe venete. Negli anni '80 è stata scoperchiata, hanno messo a posto tutte le tombe venete, le hanno catalogate e poi le hanno richiuso. Abbiamo una storia enorme che viene costantemente dimenticata, cioè non viene messa in risalto, ma persa. Questo è il problema. Cioè regna un po' l'improvvisazione, dici? L'improvvisazione, perché noi abbiamo per esempio anche la galleria della strada romana che è in Calmaggiore. Perché si chiama così? Nessuno lo sa, perché sotto, 3 metri sottoterra, c'è la strada romana e potrebbe essere visitabile. Bisogna vedere se tu investi nella cultura anche come amministratore, ecco là, il problema là e siamo sempre là. Non viene investito nella cultura assolutamente. La cultura porta turismo e il turismo, non quello mordi e fuggi, porta soldi. Deve essere fatto un turismo intelligente, quindi un turismo che spende. E come lo fai? Naturalmente dando anche e parlandoci assieme ai gestori, agli alberghi, alle trattorie, ai bar, in modo che loro accoglino il turista in una certa maniera. E poi ci vogliono le guide turistiche che le portino a capire Treviso. E guide turistiche anche preparate, certo, non improvvisate. Certo, non improvvisate. Sentiamo se è d'accordo Silvano Olmi, Presidente, anche come giornalista, anche qua, ecco, come commenti le parole di Giorgio Bughetto. Guarda, io ho avuto la fortuna nella mia vita di fare 5 anni l'assessore alla cultura del comune di Tarquinia, moltissimi anni fa, e mi ricordo che io riaprii alla visita della popolazione e dei turisti un torrione detto di Matilde di Canossa, non era proprio appartenuta a questa nobildonna importantissima nella nostra storia nazionale, e mi ricordo all'epoca un signore di 50 anni che mi disse: io ho 50 anni, sono di Tarquinia, ma non sono mai salito su questo torrione, da dove si domina tutta la vallata, dove si vede tutta la città, il punto probabilmente più alto della città. Quindi queste parole che dice l'amico dell'associazione Mutilati in Guerra ha ragione, purtroppo c'è questa impreparazione. E spesso e volentieri le città non riescono a intercettare i flussi turistici che invece arrivano, ad esempio i flussi turistici che vengono con le crociere. Ti faccio l'esempio di Tarquinia, che conosco bene. Da qualche anno fortunatamente gli utenti delle crociere che arrivano nel porto di Civitavecchia, che è il più grande hub del Mediterraneo per quanto riguarda le crociere, una parte siamo riusciti a portarli a Tarquinia. Quindi si tratta, come diceva l'amico, di creare poi una struttura dove ci sono le guide turistiche, chi guida questi flussi turistici, la preparazione del personale locale, dei commercianti, degli albergatori, fare squadra. Ecco, un'altra cosa importante è fare squadra, quindi presentare queste cose. Io ti chiudo questo mio intervento dicendo anche che secondo me è importante anche la storia tutta, anche quella della prima guerra mondiale, anche quella della seconda, per fare un pacchetto generale da presentare poi alle persone, ai turisti. È importantissimo. Io sono stato qualche anno fa, lo racconto sempre perché mi ha colpito tanto, andai a Vilnius in crociera e la guida, che parlava benissimo l'italiano, mi portò in una piazzetta e mi fece vedere un posto del 1600. Quando gli dissi che ero di Tarquinia, questa si scusò e mi disse: caro Olmi,
noi questo ci abbiamo e questo vi facciamo vedere. Ecco, questa è la sintesi, no, di quello che è. Noi abbiamo delle cose bellissime, eccezionali. Io recentemente ti racconto anche questa velocissimamente. A Tarquinia c'è un palazzo dove ha dormito 3 notti Giuseppe Garibaldi. Io, in occasione del 150esimo che cadeva ad ottobre scorso, ho fatto una visita guidata dentro questo palazzo storico e le persone si affacciavano al balcone e si facevano fotografare da sotto dalla strada dagli amici che stavano sotto, e le fotografie sono andate in giro dappertutto. Ho avuto più di 100 persone in 2 giorni che sono venute dalle parti più disparate dell'Italia centrale, ma anche da altre località, addirittura dall'estero, che sono venute per affacciarsi a questo balcone. Se noi facessimo pagare €1 per tutti i palazzi dove ha dormito Giuseppe Garibaldi saremmo miliardari. Sì, però il problema è questo, bisogna investire, portare, far conoscere. Ecco, tu capivi l'importanza dell'investimento che stavi facendo, ma non è così. Nella cultura non si investe, lo dicono ecco, gli esperti, non c'è niente da fare. Ricerca e cultura in Italia sono veramente una cosa così astratta. Allora andiamo a vedere invece questo servizio che fa capire l'importanza della storia. Dobbiamo sentire e vedere questo rabbino che parla a Venezia e sentiamo cosa dice. Rabbino, giorno della memoria. Sto percependo in questa giornata un certo fallimento. È preoccupato il rabbino capo Alexander Meloni. A meno di 10 giorni dal 27 gennaio l'appuntamento con il giorno della memoria pone dunque un problema e Meloni lo ribadisce, sgomberando però il campo da collegamenti diretti con le contestazioni ad Israele dopo la reazione a quanto accaduto il 7 ottobre 2023. Io sono molto pessimista sulla giornata della memoria, non perché succederanno elementi spiacevoli e che è possibile, può essere anche probabile. Semmai è pure peggio, secondo il rabbino, la preoccupazione, o per meglio dire quel senso di trovarsi di fronte al progressivo svuotarsi di significato della ricorrenza, trova le proprie ragioni nella percezione della giornata presso i cittadini cui essa dovrebbe rivolgersi. È una giornata che è percepita come un inizio e poi viene dimenticato, allora che questa giornata dovrebbe essere la conclusione di un percorso, cioè di 364 giorni in cui c'è una riflessione, e questo giorno viene un po' a chiudere questa riflessione. Una data pertanto che non è riuscita a radicarsi, ragiona Meloni, forse perché sentita troppo, ma nel modo meno produttivo che si possa immaginare, e che racconta fatti terribili, questa è una nostra ipotesi, a cui ci si è accostati con un eccessivo e non del tutto ingiustificato timore reverenziale. Il 26 gennaio invece è questo giorno puntuale, stabilito, ma che non lascia traccia. La prova ne è che l'antisemitismo non è scomparso, anzi è rinato, che ci sono dei grossi problemi, e quindi per me il 27 gennaio è problematico per questo motivo. Bughetto, come commentiamo questo servizio? Diciamo che se parliamo del ghetto ebraico come in se stesso, il primo ghetto è stato proprio Venezia. Utilizzato, viene la parola getto perché hanno fatto una gettata di cemento e è nato il ghetto ebraico. Soprattutto sono stati più permissivi verso gli ebrei all'epoca, perché ricordiamoci che gli ebrei in tutta Europa prestavano i soldi e poi venivano ammazzati nel momento in cui dovevano restituirli, quindi era un po' particolare. Invece Venezia erano molto tenuti in considerazione perché davano questi soldi per il commercio e poi gli venivano ridati indietro. Quindi è stata una grande illuminazione di Venezia anche ad accettare non solo naturalmente gli ebrei, ma ad accettare anche i turchi, ad accettare tantissime popolazioni che erano tutte bene accette, bastava che si comportassero in una certa maniera. Multietnie. Multietnia, è stata illuminante su questa zona che in tutta Europa non facevano queste cose qua. Non a caso si chiamava Serenissima, Serenità. Infatti. Sentiamo come ci saluta Silvano Olmi, con quali parole e con quale messaggio. Prego Olmi. Il messaggio è quello del ricordo, della memoria. La giornata della memoria è una giornata importante come giorno di ricordo, come tutte le nostre
ricorrenze, dobbiamo coinvolgere i giovani, dobbiamo fare in modo che partecipino. Io a tutti do l'appuntamento il 10 febbraio, nei giorni immediatamente precedenti o successivi, dove il Comitato 10 febbraio, insieme alle altre associazioni, ai comuni e alle amministrazioni, darà vita a tante iniziative molto semplici, durante le quali i nostri iscritti leggeranno il significato, leggeranno un testo che noi abbiamo distribuito dove spiegheranno il significato del giorno del ricordo e dell'esodo di migliaia di nostri concittadini e purtroppo della morte di 20.000, non sapremo mai esattamente il numero corretto, 20.000 persone italiani che furono infoibati. Concludo dicendo che il problema delle foibe non è un problema solo italiano, perché nelle foibe non furono gettati da parte dei comunisti slavi soltanto gli italiani, ma furono gettati anche sloveni, croati, montenegrini, albanesi, cittadini slavi di origine tedesca, magiari, quindi dentro le foibe ci sono finiti tutti, quindi sono un problema gravissimo, un problema di carattere e di respiro internazionale ed europeo. Do appuntamento a tutti e ti ringrazio veramente di questa accoglienza, perché la memoria e il ricordo sono cose importanti. Grazie a te, grazie a Silvano Olmi, Presidente nazionale Comitato 10 febbraio è stato con noi. Giorgio Bughetto, con quale messaggio ci saluti? Vi aspetto a tutti quanti a vedere la mostra naturalmente, e soprattutto sabato a venire a sentire la conferenza al pomeriggio dalle 15:17 del grande Leo Lazzarini. Allora chiudiamo con questa mostra che abbiamo visto prima, della Serenissima, così lo vede anche Roberta Ruga, un messaggio importante per far capire le radici del territorio. Allora chiudiamo con questo servizio e ci vediamo dopo. Mamma Venezia San Marco pare, mamma Venezia San Marco pare, mamma Venezia San Marco pare, San Marco. Au! Au! Dalla laguna al mare grandolata d'argento all'Istria amata, dal sole di Candia ai porti di Cipro, dalla Dalmazia a Negroponte, da Trebisonda alla Morea, dai monti pallidi alla Crimea, dal Bosforo nostro all'impero latino, un solo popolo, un solo destino, San Marco. Il leone ruggisce con voce possente, San Marco è la spada per San Marco per sempre, tagliente la lama, la punta rovente, San Marco è la spada, San Marco per sempre, per terra e per mare, San Marco per sempre, San Marco è la spada, San Marco è un leone, San Marco è un leone. Mamma Venezia San Marco pare, mamma Venezia San Marco pare, tu fosti città e diventasti regina di orgoglio e di fama, tu sei la fucina per terra e per mare, signora di genti, diventarono i mari i tuoi bastioni imponenti. Venezia mai doma, Venezia potente, nel fuoco rinata come lama affilata, nell'acqua temprata per giusta durezza, tu sei l'impero e l'impero ti spetta, San Marco. Il leone ruggisce con voce possente, San Marco è la spada, San Marco per sempre, tagliente la lama, la punta rovente, San Marco è la spada, San Marco per sempre, per terra e per mare, San Marco per sempre, San Marco è
San Marco pare, mamma Venezia, San Marco pare, San Marco. Un dolore persistente al fianco destro, poi la scoperta inattesa che cambia tutto. È la storia di una giovane donna seguita dall'equipe del dottor Alfonso Giovanni Recordare, direttore della chirurgia generale dell'ospedale di Cittadella. Dopo una serie di accertamenti effettuati in Lombardia, alla paziente viene riscontrata una voluminosa lesione al fegato, inizialmente considerata benigna e per la quale viene prospettato un intervento tradizionale, non urgente. Alla ricerca di un'alternativa meno invasiva, la giovane però decide di approfondire e arriva a Cittadella per un consulto specialistico. Qui però gli esami di approfondimento evidenziano elementi che non convincono i medici. Viene quindi eseguita una biopsia che ribalta la diagnosi. Non si tratta di una lesione benigna, ma di un tumore epatico raro che richiede un trattamento chirurgico complesso e tempestivo. Il caso viene valutato dal gruppo multidisciplinare dell'ospedale che decide per l'intervento. L'operazione, lunga e delicata, si conclude però con esito positivo. La paziente supera infatti la fase post-operatoria senza complicanze rilevanti. Oggi la ragazza sta bene ed è tornata alla sua vita. Una storia a lieto fine alla vigilia delle feste. Roberta Ruga, quante storie a lieto fine, adesso ne sentiremo, l'importante è la prevenzione. Saluto anche il dottor Danilo Dagnotti, presidente Associazione Vittime Civili di Guerra, parleremo anche di questo perché c'è anche il 1° febbraio da ricordare e non va dimenticato, prima avevamo il 10 febbraio, poi col dottor Dagnotti parleremo del 1° febbraio. Allora Roberta Ruga, l'importanza di capire e di fare prevenzione, ma soprattutto capire qualcosa non c'è, ecco, perché il corpo ti parla, il corpo ti dice quando c'è qualcosa che non va, sei tu che devi ascoltare, però dopo bisogna andare anche nel posto giusto e capire assieme cosa si può fare. Questa è stata fortunata perché avete capito l'importanza di fare vari passaggi finché si trova quello giusto. E ricordatevi una cosa, io ho avuto tante eccellenze, una in particolare mi ha detto: ricordati Mirella che quando si sta male o si ha bisogno di un'operazione, di una cura, si va sempre dal migliore. Il problema è capire dov'è il migliore e come fare per arrivarlo, perché non è che ci sia tutta questa informazione. O sbaglio, Roberta Ruga? No, non sbagli. Credo che trovare il migliore non sia semplice, quindi il mio consiglio personale è sentire più pareri. Esatto. Se possibile, nonostante appunto i costi della sanità che sono costi elevati, perché spesso le liste d'attesa sono quelle che sono e ne sono a conoscenza, quindi avere più pareri purtroppo non è per tutti possibile, ma permette di avere più possibilità sicuramente di prendere in tempo patologie di un certo tipo. In questo caso questa storia dà speranza perché fa comunque comprendere che la tempestività è fondamentale e anche a volte proprio da altri fortuiti incidenti si viene spesso a scoprire anche patologie più importanti. È un caso, non è un caso, fatto sta che è andata bene. Per far sì che anche in futuro situazioni di questo tipo possano viaggiare e andare bene, è fondamentale fare prevenzione, è fondamentale prendersi cura di se stessi, ascoltarsi e sentire più pareri. Questo è il mio pensiero. E soprattutto ringraziare le associazioni come la tua, Roberta Ruga, per dare un punto di riferimento. Ecco, sono associazioni che si sono rimboccate le maniche e hanno dato tramite la loro disponibilità anche un aiuto a queste persone che sono in forte difficoltà, perché sì, prevenzione, ma poi quando è fatta la prevenzione, è stata diagnosticata la malattia, ci vuole anche un percorso non sempre facile, molto difficile anche per le donne specialmente, perciò l'accompagnamento è fondamentale, dobbiamo ringraziare queste associazioni. Prego Roberta. Certo, noi vediamo da tanto tempo che non è solo la prevenzione effettivamente quello che permette poi di aiutare, ma un sostegno un po' a 360 gradi su quelle che sono le necessità. Spesso i bisogni sono soprattutto di tipo emotivo,
quindi di sostegno anche psicologico per questo momento, per i familiari che spesso si sentono anche impotenti di fronte a situazioni di questo tipo, non sanno come fare. Quindi questo parallelamente alla parte di bisogno logistico, perché è una spesa curarsi, è una spesa fare le terapie, è spesso anche organizzare, è un pensiero, richiede tempo e sforzi già per una persona che avrebbe voglia solamente di guardarsi dentro, di capire cosa sta provando, di metabolizzare. Quindi noi ci proviamo nel nostro piccolo, siamo anche fortunati perché abbiamo le persone che assistiamo sono meravigliose, sono persone anche consapevoli dell'aiuto che ricevono, e quindi è bello per noi fare il viaggio insieme a loro. I volontari sono contenti del tempo che spendono, quindi è un valore reciproco quello che ci si dà. I giovani e il mondo del volontariato. Nella tua associazione, Roberta Ruga, abbiamo giovani, abbiamo persone che si avvicinano, com'è la situazione? Non molti, non molti, i giovani non sono molti, i nostri volontari sono diciamo over 50, over 60, e è una forza perché è saggezza, però dall'altra parte manca quello spirito un po' fresco di chi ha voglia di fare, ha entusiasmo e soprattutto ha energie per aiutare, per assistere, per dare insomma un apporto di questo tipo. I giovani vanno coinvolti sicuramente attraverso progetti ed esperienze di coinvolgimento dei giovani, e un po' deve esserci una sinergia tra famiglia, scuola e appunto mondo dell'associazionismo in un progetto strutturato di rete che coinvolga i giovani, perché dal loro canto credo che ci sia la voglia, anche se c'è uno spaesamento generale, cioè si sono persi un po' di vista i valori importanti, quelli che fanno sentire il giovane davvero utile per il territorio, quindi sentendosi forse a volte profondamente inutile è necessario quel lavoro doppio di andare a intercettare cosa sente, cosa prova, intrigarli, sì. Parola magica. Allora sentiamo e salutiamo Danilo Daniotti, Presidente Associazione Vittime Civili di Guerra. Ecco, questa passione di questa associazione invece che ha una storia che va nel tempo, non è una storia recente. Ecco, come commenta le parole di Roberta Ruga, coinvolgere i giovani, intrigarli anche con la loro storia, con queste guerre che hanno dilaniato i corpi, che poi portano i segni per tutta la vita. Prego. Niente, intanto il mio cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, ovviamente. Per quel poco che posso aggiungere per quanto ha detto adesso la signorina, devo dire che come volontariato ci troviamo un po' anche in simbiosi, nel senso che dal 2017 la nostra associazione ha aperto ai promotori di pace la possibilità di associarsi per allargare un momentino e far conoscere questa associazione Vittime Civili di Guerra, che non tutti la conoscono, anche se è nata nel 1943 ed è strutturata a livello nazionale con sedi provinciali, ne abbiamo 76 in Italia, con anche poi all'interno di ogni provincia ci sono i capi mandamento, eccetera, che ci sorreggono a livello di direzione provinciale. Questi promotori di pace, diceva prima la signorina che over 50, over 60, e anche noi siamo su quello standard di età. Io ne ho all'interno della mia provincia ne ho 46, però sono tutti abbastanza maturi, insomma. Diversamente giovani, come diciamo io, vero? Giovani. Ecco, per cui è un nostro, anche nelle nostre manifestazioni che facciamo pubblicamente ovviamente e settoriali, ne facciamo parecchi, anche riunioni assembleari, però ecco, quella di
del 1° febbraio, il prossimo 1° febbraio. Vediamo anche il volantino per cortesia dalla regia, che così riusciamo a capire perché questo volantino del 1° febbraio. Prego, dottor Dagnotti. Ecco, nel 2017 lo Stato, il governo, il Parlamento ha deliberato, ha promosso la giornata nazionale delle vittime civili di guerra, che viene celebrata tutti gli anni al 1° febbraio di ogni anno. E su questa legge, la legge numero 9 appunto del gennaio 2017, ha dato facoltà agli enti di assistere queste associazioni e di coinvolgerli anche attraverso un protocollo di intesa con l'Associazione Comuni d'Italia, l'ANCI, d'intesa con questa associazione, di coinvolgere questi enti affinché si attivino a questo tipo di attività, per queste promozioni che sono anche e tuttora necessarie. E infatti il Comune di Treviso nel 2018, con voto unanime del Consiglio Comunale, su nostra richiesta, proposta anche da consiglieri comunali che ci hanno sostenuto, hanno approvato alla unanimità la celebrazione di questa giornata il 1° febbraio di ogni anno. Avete capito perché questo volantino del 1° febbraio. Senta, dottor Dagnotti, ma come sta vivendo lei e anche i suoi iscritti questo terribile momento che stiamo vivendo, con queste guerre un po' sparse dappertutto? Ne abbiamo 77, adesso ci manca solo che anche il presidente dell'America, Trump, decida di prendere anche qualche altro Stato. Sì. Ecco, queste uccisioni di massa, come la state vivendo? Male e con preoccupazione, male in questo senso, no? Molta preoccupazione, perché nonostante tutto, nonostante anche qualche commento sul giornale che ci ricorda quello che è avvenuto in Italia nel 1915, 18 e 40-45, qualcuno anche sul giornale di ieri scriveva, era una coppia di soldati in Iraq che nel 2019 sono caduti facendo quel volontariato anche come forze dell'ordine dell'esercito in Iraq, sono caduti e hanno fatto dei morti, eccetera. E dicevano: la storia non ci ha insegnato ancora niente, perché nonostante la guerra 15-18 con tutti i suoi disordini, quella del 40-45, peggio ancora perché ha fatto meno vittime tra i militari e molte più vittime adesso in queste guerre 40-45, ma soprattutto in queste ultime guerre, le persone colpite maggiormente sono i civili e soprattutto donne, bambini, anziani. E vediamo anche la televisione oggi che ce ne dà un fascio ogni giorno, insomma, di queste notizie. Andiamo a vedere allora questo servizio Iraniani, Comune di Venezia, e poi lo commentiamo. Ovunque loro reprimevano qualsiasi protesta contro la Repubblica Islamica. Sto parlando già dall'inizio di questo regime. Mio fratello
un anno più piccolo di me, a 23 anni, è stato ucciso. È un susseguirsi di storie e testimonianze che parlano il farsi, lingua ufficiale dell'Iran. A Ca' Farsetti l'incontro con alcune associazioni iraniane presenti a Venezia per parlare della repressione in atto e sostenere la popolazione. Tra loro anche molti studenti. Sentire notizie di violenze, arresti, repressione ha un forte impatto psicologico sugli studenti. Il Comune di Venezia lancia così un messaggio di solidarietà e di pace, accendendo il riflettore su ciò che stanno vivendo i popoli iraniano e curdo, annunciando una prossima manifestazione che vedrà Venezia accanto agli uomini e alle donne iraniane presenti in città. Tutto è nato, ricordo, col movimento Donna, Vita, Libertà. Il Comune di Venezia è sempre stato al loro fianco. Questo momento pubblico è propedeutico a una manifestazione pubblica più grande che faremo sempre in collaborazione con tutti loro. È uno dei peggiori regimi della storia dell'umanità e che va in qualche modo contrastato urgentemente proprio in questi giorni in cui il regime sta mostrando la sua faccia peggiore. È il tempo della de-escalation, è il tempo della solidarietà, una posizione per la libertà, per l'autonomia delle persone, per una voce finalmente libera dell'Iran, ma soprattutto per un intervento affinché si smetta di uccidere tutte queste donne, tutti questi giovani ragazzi che sono alla base di questa grande rivoluzione. E la rivoluzione grida donna, vita, libertà. Woman, life, freedom, zan, zendegi, azadi. Donna, vita, libertà. Donna, vita, libertà. Allora, Presidente Ruga, noi vediamo queste donne, lei si sta battendo per salvare tante vite e poi vediamo che uno basta che schiacci un bottone e salta per aria tutto, ospedali, ma quelli che muoiono, come si parlava prima anche col dottor Dagnotti, sono i civili, sono persone che non c'entrano niente con questi uomini che hanno perso il lume della ragione solo per il potere espandersi sempre di più. Mi sembra di essere tornate ai barbari, poi lo dirò anche al dottor Dagnotti, cambiano gli strumenti, ma sempre queste menti malate nascono comunque sempre e dovunque. Ecco, come vedete voi come associazioni è che queste morti atroci, improvvise, queste mutilazioni, si fa tanto per salvarle, per cercare di capire sempre di più come curare questo tumore, tanti ne abbiamo curati, ma ce ne sono altri, per non parlare di virus, di batteri, e poi succede che qualcuno decide in quel momento di schiacciare un pulsante e finisce tutto. Prego. Beh, il tumore è la malattia del nostro secolo. Ci sono tanti elementi che concorrono poi ad aumentarne lo sviluppo, dallo stress, che sicuramente è uno dei principali aspetti, viviamo vite frenetiche, corriamo e questo impatta sul nostro benessere sicuramente psicofisico e c'è nel tempo stata una correlazione tra stress e sviluppo dei tumori. Il cibo, l'alimentazione scorretta, e le aziende non pensano più a contenere la produzione per fare in modo comunque che il cibo sia sano. Come avete letto quel servizio di un'importante trasmissione su questa carne scaduta da anni, anni? Si cambia l'etichetta, poi ti vedo la bistecca anche 80 euro perché non la mangia solo la povera gente, se la sono mangiata anche quelli che pensano di aver mangiato chissà cosa. Ecco, questi controlli che mancano, specialmente dove ci dovrebbe essere la salute pubblica. Prego. Beh, il caso Bervini è condannabilissimo e anche a livello personale per me ha fatto, cioè è proprio condannabile in tutto quello che è la sua... Ci sia un silenzio eccessivo su questa vicenda? Un po' sì, per fortuna sta circolando e credo che sempre più persone stiano capendo cosa realmente succede a livello di filiera e determinati reati per me sono penali, devono essere combattuti con tutta la forza che il nostro popolo ha, perché non è accettabile che rischi collegati alla carne decongelata e ricongelata, ai tagli addirittura tagli della carne marcia nei nostri ristoranti e sulle nostre tavole, e poi casi anche di intossicazioni a livello ospedaliero
da lire, è un costo poi anche oltre che per le persone, anche per la sanità, che vede arrivare persone con intossicazioni sempre più frequentemente. Che non sia dovuto a questo? Chissà. Quindi diventa fondamentale, mi ha molto toccato e credo che si debba fare qualcosa in tal senso. Dottor Dagnotti, ma allora la storia non insegna niente, ecco, riprendiamo, ecco, questi armamenti, sempre più si investe nelle armi perché tutti hanno paura che arrivi l'invasore e qui veramente bisogna capire l'Europa come si muoverà. Lei come vede questa Europa di fronte a tutte queste guerre anche vicino a casa nostra? Prego. Sì, quello che leggiamo un momentino e che sentiamo anche per i mezzi di comunicazione hanno delle buone idee, solo che faticano a prendere piede. Cioè sì, l'intento di salvaguardare, di tenere, sperare l'Iran, per esempio. La nostra associazione da 7-8 anni, con un progetto condiviso con il Ministero della Pubblica Istruzione, ci consente di andare nelle scuole e facciamo questo tipo di propaganda, cioè la pace che ai giovani, perché sono ragazzi, la prospettiamo come quella che fanno tra di loro per la sigaretta, per la morosa, oppure anche per cose futili, robe che riteniamo, ma che per loro in questo momento sono importanti. Ecco, la pace è anche questa, incominciamo da questa qua, a rendersi conto cosa vuol dire anche sapersi controllare. Quei due ragazzi dell'altra sera che si sono per uno sguardo alla ragazza di l'uno dell'altro che si ammazzano. Anche questa è partiamo da questo principio. In una scuola io ho portato una signora che proveniva dall'Iran e ha raccontato ai ragazzi con emozione, si vedeva proprio la bellezza che hanno qua quando che si trovano o nell'oratorio o in qualsiasi altra occasione tra di loro, che si siedono a tavola, che mangiano, che si divertono, che si parlano. Quello che in Iran, questo neanche lo possono immaginare. Neanche immaginare. Giusy, vai Giusy. Buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io vorrei sapere se i NAS si sono interessati per vedere se stiamo mangiando quella carne là o no, perché a questo punto non si è più sentito niente, se hanno trovato, se hanno fatto le prove in qualche ristorante con carne nel freezer, nel frigo. Io vorrei sapere questo, perché è inutile che noi diciamo ma non si sa se l'abbiamo mangiata, se cosa, se come. Ma i NAS sono andati a controllare, il governo ha richiesto queste cose perché vadano a buon fine o no? Questo voglio sapere. Erano quintali e quintali di carne, questo voglio dire. Sì. Non ho più sentito niente magari, ma che sono andati, li hanno trovati tutti questi pezzi enormi. Io vorrei sapere questo, perché non si può più neanche andare dal macellaio allora. Non mi fido più di nessuno, Mirella. I dolci sono tutti quanti, e anche ai bambini che mangiano questi dolci sono al 100% che non devono essere mangiati. I biscotti hanno di quelle cose dentro che non si può neanche sapere. Vi saluto. Cara mia, la filiera, la trasparenza che noi vorremmo
avremmo il dovere di avere, ma che non c'è. Abbiamo parlato di questo silenzio, non si sa niente, ma su tutto così fanno le commissioni, ma nessuno sa cosa viene partorito dalle commissioni, come finisce, tante commissioni e poi tutto come nella nebbia svanisce, la nebbia svanisce, non c'è più niente. Allora, dottor Dagnotti, eppure la storia dovrebbe insegnare specialmente la democrazia, la bellezza della democrazia, della libertà. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere, ecco, ancora questo, non si sa per quanto, perché se continuiamo così non si sa dove andremo a parare, però almeno questo, vivere un paese democratico. Ecco, lei ecco, ormai siamo quasi in chiusura, ecco, quale messaggio vorrebbe dare anche per queste associazioni, perché il nome parla chiaro, mutilati civili, invalidi di guerra? Io ho un vecchio ricordo del presidente Pertini, che allora, anche oggi si sta un momentino a dire che cos'è la democrazia. Non è meglio avere l'ordine? Sì, l'ordine lo vogliamo tutti, ma a certe condizioni però, non in senso democratico. E quella volta Pertini si espresse nel dire che è preferibile una democrazia con degli errori che una autocrazia che sia perfetta. E questo è quello che diciamo oggi. Ci sono Iran e altri stati che hanno una democrazia severa, eccetera, a certe condizioni. Noi quando ne parliamo e trovo gente che auspica questo tipo di, dico sempre, guarda, è meglio che ci si sbagli, che qualche volta magari ci si prenda per i capelli, però avere la possibilità anche di parlarci, di dire io la mia e tu dici la tua, e dopo andiamo a bere un'ombra assieme, insomma, ecco. Guardiamo anche questo volantino, testimoni di pace, per capire come si sta muovendo e cosa sta facendo il dottor Dagnotti con questa associazione. Prego, dottor Dagnotti. Questa l'abbiamo fatto una assemblea provinciale il 18 di ottobre dell'anno scorso e l'abbiamo Altolà intitolata, no? Però Altolà con l'associazione Noi Voce contro la guerra, ed è quella che oggi come oggi è il tema che più ci preoccupa un momentino. Il primi di marzo andremo su 7 aule nelle scuole Stefanini di Treviso, lo dico anche perché è giusto dirlo, a parlare di questa guerra con i ragazzi di terza media. Per cui, cosa dire? Vogliamo un momentino infondere loro che nonostante tutto quello che succede, c'è sempre la possibilità di, se cresciamo con certi valori, di migliorare di questa fermarsi, libertà. ascoltare e migliorare. Ecco, per cui la pace non è che te la dà la legge, ce la dobbiamo conservare. Abbiamo Paola da Campo San Piero. Vai Paola, ciao. Ciao Mirella. E rispetto all'ultimo che si deve parlare appunto di pace, di democrazia, mi credo che sia da mettere in discussione questa democrazia. Non perché se meglio gli oligarchi di questo, di che altro, di qualunque tipo che sia, nazionalità eccetera, però fare 14.000 morti in 5 anni viene considerato criminale, chi che ha ucciso 14.000 morti, viene considerato criminale l'invasione, mi riferisco a Russia e Ucraina, e non so, dovevi aspettare che facesse altrettanti morti prima di intervenire e a salvare a vita dei suoi
ecco, adesso, come posso dire, dei russofoni. E se questa è democrazia, dubito anche della democrazia, anche perché appunto, come si diceva, è storia, se conoscere un filo di storia da cui si può leggere dai racconti dei parenti, della storia. La storia vissuta. Grazie cara Paola, il problema è che vedere morire tutti questi giovani, perché sono loro che muoiono alla fine. Ragazzi che non c'entrano niente, ragazzi e ragazze, solo per un ideale, per la libertà. Certo che nel 2026 rivedere certe immagini, ecco, si adoperano altre armi, ma i morti, sono sempre quelli, sono i morti civili, dottor Dagnotti. Sì, questi militari, questi giovani non sanno neppure per chi combattono, per cosa combattono la maggioranza. Prego, dottor Dagnotti. Sì, dico che queste sono le cose che vanno dette e vanno anche ripetute. Abbiamo pochi risultati peraltro sotto l'aspetto, perché ci ascoltano. Io ricordo che anche nelle scuole su quanto abbiamo esposto hanno fatto il loro resoconto dandoci delle risposte belle, simpatiche, qualcuno addirittura sarebbe meglio approfondire ancora di più, cioè c'è anche questa volontà di conoscere, di sapere, che poi anche i giovani nella loro limitata anche possibilità di intervenire così fanno fatica ad essere ascoltati, diciamo, no? Però vediamo loro che vanno a protestare, sono loro che muoiono. Ecco, guardate veramente che fa riflettere, i giovani non ci sono, ma guardate quando scendono nelle piazze, chi sono che scende nelle piazze? Per tutti, perché loro rappresentano la comunità poi alla fine. Allora Roberta Ruga, ormai siamo in chiusura, con quale messaggio invece tu vuoi salutare? Beh, il mio invito è a conoscerci, a sostenere la nostra associazione, ma anche a venire appunto a trovarci in ambulatorio, nel poliambulatorio, a tutti i contatti. Dove vi trovate, diciamo? Allora, ci troviamo a Mestre, in via Zanella 22, e poi con il poliambulatorio in via Mascagni, ma operiamo in tutto il territorio di Venezia, Treviso e Belluno. E i riferimenti appunto sono il nostro sito web www.anvolt.org, la pagina Facebook Anvolt Mestre e i numeri utili che appunto troverete sui canali appunto su internet. Nulla, l'invito è a sostenerci, a scoprire le nostre iniziative. Ne avremo una in previsione per l'8 marzo, la festa della donna, un concerto benefico al Candiani appunto di Mestre con un artista, Omar Pedrini, a livello nazionale, e lo scopo è raccogliere fondi e sensibilizzare sulla prevenzione femminile, che è molto importante. Dottor Dagnotti, con quale messaggio ci saluta? Ma io mi associo un momentino a quello che diceva la dottoressa adesso. Anche per noi sono traguardi ai quali aspiriamo un momentino. La nostra impronta è quella di augurarci che i giovani riescano un momentino a comprendere anche queste nostre fatiche e che ci supportino un momentino in questa nostra fatica. Col supportino, l'ha detta proprio bene, ecco, perché sto uffa, uffa. È un po', siamo sempre là. Però dopo quando riesci a intrigarli, loro ti supportano, questo è... No, è vero, sono anche generosi nei loro momenti di... E vediamo un po', anche li aspetto il 1° febbraio è domenica, per cui le scuole non possono venire alla... Perché non possono, le abbiamo viste ieri alla fiaccolata per le Olimpiadi, cioè dove vogliono ci sono le scuole anche la domenica, dottor Dagnotti. Il 1° febbraio invitiamo alla cerimonia civile
che è organizzata dall'amministrazione comunale con il nostro supporto, abbiamo anche, invitiamo anche una scolaresca 2 a seconda delle... Ma essendo di domenica? Non possono venire. Non è vero, perché ieri c'erano. Allora sfattiamo che le scuole non possono uscire di domenica, perché quando vogliono, quando la politica dice dovete esserci, le scuole ci sono anche il sabato e la domenica. Adesso... Funziona così. Grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è sempre il vostro assegno. Allora, oggi siamo a casa di Mauro. Cari amici miei, grande famiglia. E siamo con la moglie e una delle sue bimbe, l'altra ancora a scuola, perché la Mireluccia ha portato i vestiti di carnevale che vedete alle mie spalle e le mascherine, ma anche dei libri delle fiabe, perché secondo me è sempre bello leggere questi libri. Uno l'ho portato anche per Mauro, dopo glielo diamo. Allora, Maria, hai detto, io ho tante spese, Mirella, purtroppo la vita è molto cara, ho 2 bambine, e tutto costa tutto caro, anche Mauro ha delle esigenze. E allora noi oggi siamo venuti qui per dare l'assegno a te, Maria, perché io so che tu ce la stai mettendo tutta e stai facendo tanta fatica. Oltretutto c'è un problema, che loro hanno una casa che hanno tanto desiderato col mutuo, però è diventata piccola. Mauro si sente escluso perché vive in una stanza piccola. Maria non può dormire vicino a lui perché c'è solo un letto che ci sta in questa stanza e lei dorme per terra, pur di stare vicino a Mauro, perché Mauro deve essere assistito giorno e notte. Allora, Maria, io vorrei lanciare anche un appello. Se qualcuno avesse una casa grande, perché Mauro mi ha fatto una confidenza, mi ha detto delle volte io mi sento escluso, loro sono in cucina e io non partecipo alla loro vita familiare perché sono in questa stanza, le bambine sì vanno, però rimangono anche in cucina. Cosa vorresti avere? Il tuo sogno quale sarebbe, Maria? È il sogno di Mauro specialmente? Di Mauro è di avere più spazio per tutti quanti, specialmente per lui, perché avendo più spazio lui può avere più libertà di muoversi, magari in carrozzina ovviamente, venire più spesso su. E è questo il discorso di avere più spazio, che qui non abbiamo più di tanto. Sì, sarebbe ideale la quantità di cui abbiamo oggi, però non in questa situazione in cui siamo. Perché quando avete preso questo appartamento nessuno immaginava la tragedia. No. Era il vostro nido d'amore, questo qua con le vostre bellissime bambine. Allora, io lancio questo appello, poi vediamo cosa succede. Sono tanti i pensieri in queste condizioni. Io ho sentito anche che la Regione sta elargendo un contributo proprio per le famiglie come voi, con Mauro, con questa terribile malattia, che è la SLA, e perciò anche questo ti aiuterà ancora un po' di più. Però secondo me è giusto che Mauro viva felicemente la sua famiglia, perché lui la adora sua moglie, adora le 2 bimbe che sono meravigliose, e perciò è giusto secondo me che anche noi aiutiamo questa famiglia a stare unita ancora di più, perché se lo meritano veramente. Questo, Maria, è l'assegno della grande famiglia di Veneti Schiacciati, che penso te lo meriti, no, tutto di più, tu e tutta la tua famiglia. Spero che questo non sono cifre enormi, però sono cifre che lasciano respirare un po', e tu so che hai bisogno anche di respirare, perché 2 bambine, scuola, cioè tutto quanto. Si fa fatica arrivare a fine mese. Cosa vuoi dire, Maria, alla grande famiglia di Veneti Schiacciati? Io alla grande famiglia di Veneti Schiacciati voglio ringraziare tantissimo a nome specialmente di Mauro, soprattutto di Mauro, e anche da parte nostra un grazie veramente grande di cuore. Adesso andiamo da Mauro, perché vi ho portato anche un libro. Mauruccio! Ecco, questa è la stanza dove Mauro e Maria vivono. Maria vive qui per terra, qui vedete il materasso. Maria si mette questo materasso per terra e tutta la notte, ecco, lei qui è vicino a Mauro perché un altro letto non ci sta. È una situazione molto particolare, ma soprattutto lui vuole vivere la sua famiglia assieme, mangiare assieme, viverla questa bellissima famiglia. E allora io, Mauro, ho fatto questo appello, vediamo cosa succederà, se troviamo qualcosa
indipendentemente che voi avete il mutuo su questo appartamento, ci faremo anche consigliare da gente esperta per vedere di trovare una soluzione, perché io so, Maria, che Mauro vuole questo, vuole vivere vicino a voi il più possibile. Perciò io ringrazio la grande famiglia di Veneti Schiacciati, ringrazio tantissimo Mauro. Stiamo vedendo di mettere il libro, anche abbiamo preso dei contatti con la libreria Canova, col direttore, speriamo vada tutto bene, in maniera che questo libro si possa trovare anche nella libreria, e perciò noi andiamo avanti per la nostra strada. Noi ci proviamo sempre, tutto, diamo tutti noi stessi per riuscire a migliorare le situazioni di queste famiglie. Ciao!